Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3, una giornata ricchissima perché oggi c'è una doppia votazione per il Presidente della Repubblica. Vi possiamo far vedere in tempo reale che cosa sta succedendo. La votazione, la prima è partita questa mattina alle 11, la seconda è già convocata per le 17. Quello che sappiamo è che il centrodestra ha partorito il nome della Presidente del Senato Casellati, che in qualche modo ha deciso di andare compatto a questa nuova elezione, mentre invece l'asse Conte-Speranza e Letta ha deciso di astenersi proprio perché in totale disaccordo con il nome di Casellati. Poi un'altra notizia, una grave notizia che vi diamo in apertura, e per questo ci colleghiamo subito con la nostra Daniela Sizzia che si trova a Mogliano Veneto, è il tentato omicidio che si è consumato ieri. Fortunatamente la donna sta bene, in casa nel tardo pomeriggio. Daniela, buongiorno, ci racconti che cosa è accaduto? Buongiorno Anna, buongiorno anche ai telespettatori. Dunque, come hai detto tu, ci troviamo a Mogliano Veneto in via Volta. Qua alle mie spalle lo vedete, dove ci sono anche i carabinieri, c'è una parte dell'auto che si è schiantata ieri sera intorno alle 19:30 contro questo palo. Adesso te lo facciamo vedere, che è stato completamente divelto. Guardate qui le immagini. Poi l'autista, che è la persona che è stata accusata di tentato femminicidio, è scesa, anzi, con la macchina dopo aver divelto questo palo, è andato fino a 100 metri in via Volta e ha tentato di nascondersi, ma ovviamente i carabinieri lo hanno intercettato, trovato, bloccato ed arrestato. Tutto ha inizio, Anna, nel tardo pomeriggio di ieri, quando marito e moglie hanno iniziato una violenta litigata sotto gli occhi proprio dei due figli. Il figlio di 10 anni si è spaventato, tanto da chiamare le zie, le due sorelle della madre, che si sono precipitate in casa. La lite ormai era fuori controllo. L'uomo prima si è scagliato contro la moglie, utilizzando un coltello da cucina, l'ha colpita alla testa, alla spalla, l'ha colpita anche sul collo, e poi si è scagliato anche contro una delle due sorelle, che ha tentato di calmare gli animi dell'uomo, e colpendola anche la donna, colpendola sulla testa. Poi la moglie è riuscita ad uscire di casa e a chiedere aiuto ai vicini, ha suonato tutti i campanelli fino a che un vicino l'ha fatta entrare. L'uomo a quel punto, vista la situazione, ha preso la macchina, una station wagon, e ha iniziato la fuga, una fuga folle, che grazie alle informazioni della compagnia dei carabinieri di Mestre, che hanno dato targa, veicolo e tutto ai carabinieri di Mogliano Veneto, insieme al battaglione, che fra l'altro era qui il battaglione di Mestre per una serie di controlli del territorio, hanno intercettato la macchina a Mogliano, macchina che continuava a folle velocità. L'hanno persa per un breve periodo, poi l'hanno subito di nuovo individuata, un inseguimento che è terminato proprio qui, come vi ho detto, contro questo palo. Fra l'altro nella macchina, Anna, è stato trovato anche il coltello che l'uomo aveva utilizzato per ferire la donna. È stato portato a Treviso, è stato interrogato nella notte, poi adesso è rinchiuso nel carcere di Santa Bona a Treviso. L'accusa è di tentato omicidio e lesioni. Anna, 6 domande. Daniela, grazie. Io so che adesso voi resterete lì sul posto, poi Nicola Marcato invece è in zona Noale, anche qui insomma per capire, per parlare anche con qualcuno, se ci sono stati testimoni, se questa era una coppia che litigava. Insomma, sono sempre un po' le indagini che facciamo noi giornalisti quando purtroppo si rivelano casi di questo tipo. Fortunatamente è un tentato femminicidio, come giustamente l'hai definito tu, femminicidio. Daniela, allora se non ci sono aggiornamenti ci aggiorniamo eventualmente più tardi, tu chiedici la linea in qualsiasi momento. Buon lavoro. Allora noi andiamo avanti, la nostra Daniela Sizzia è ancora lì sul posto, Nicola Marcato invece è a Noale per provare a parlare dunque con i familiari. Apriamo un'altra pagina invece ora, torniamo in qualche modo a parlare di Covid e ci colleghiamo con il direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto, Patrizia Benini. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, grazie intanto per essersi collegata con noi, ci tenevamo molto. So che avete numeri da record, avete somministrato 3.500 terze dosi in quest'ultimo periodo e appunto per questo le chiedo com'è cambiata il vostro lavoro, anche la vostra programmazione sanitaria di fronte a pazienti così delicati, pazienti oncologici. Ma certamente l'avvento della pandemia ha modificato, come in tutte le strutture, l'organizzazione, l'accessibilità alle strutture, l'attenzione alla sicurezza sia dei dipendenti sia dei pazienti. Ovviamente abbiamo introdotto, come tutti, le due grandi metodologie che in questo momento ci impegnano sulla ricerca di bloccare questa evoluzione della pandemia: da una parte i tamponi, dall'altra parte i vaccini, oltre alle misure di sicurezza come i distanziamenti, i dispositivi di protezione. Abbiamo effettivamente fatto 3.500 terze dosi che si riferiscono esclusivamente ai pazienti che noi seguiamo. In totale abbiamo erogato quasi 20.000 vaccini tra dipendenti e pazienti. Va ricordato che i pazienti oncologici accedono per fare il vaccino nelle strutture dove sono seguiti e per poterli fare devono essere attentamente vagliati uno per uno dal clinico, perché il momento in cui si può fare il vaccino deve essere valutato rispetto al momento e alla tipologia di terapia che il paziente sta facendo, quindi non è un accesso sicuramente diretto né a prenotazione casuale. Senta, com'è cambiato il vostro lavoro in questo periodo, proprio perché appunto voi continuate ad erogare delle cure, a fare comunque ricerca, no? Perché l'Istituto Oncologico Veneto è anche leader nella ricerca. Il Covid in qualche modo secondo lei ha rallentato anche la prevenzione per quanto riguarda le malattie oncologiche? Ma i dati che abbiamo potuto verificare noi proprio in questi giorni, che riguardano a confronto i 3 anni 2019, 20, 21, dimostrano che presso lo IOV, che è una struttura particolare ovviamente rispetto a tutto il resto del panorama, in quanto è dedicata solo a pazienti oncologici, non ha un pronto soccorso, quindi ricovera in urgenza ma provenendo da altre strutture, e non ha reparti Covid precostituiti, certo. Quindi è una struttura, diciamo, che lavora sulla programmazione, non ha inciso di fatto, perché tutti i parametri che riguardano le prestazioni, quindi il numero di pazienti che noi trattiamo, il numero di ricoveri, i numeri degli interventi chirurgici, delle chemioterapie, sono in aumento molto significativo. Parliamo del 10, 15, in alcuni casi 20% in più rispetto al 2019, e comunque in aumento del 10-15% anche rispetto al 2021. Questo significa che tutto il sistema comunque ha potuto tenere, anche grazie all'organizzazione delle altre strutture, ma sicuramente anche grazie a una tenuta organizzativa che ha garantito dei percorsi in sicurezza. Certo. Senta, quanto avete pagato ad esempio l'attacco hacker che ha subito l'ULSS 6, visto che in qualche modo anche i sistemi di comunicazione, anche solo tutta la questione legata alle ricette, ha mandato in tilt per alcune settimane appunto il sistema. Voi avete pagato questo attacco? Noi lo diciamo sottovoce, non abbiamo avuto ricadute di nessun tipo, né abbiamo avuto attacchi diretti. È ovvio che tutti noi stiamo cercando di ulteriormente aumentare i livelli di sicurezza, ma questo è un atto che è in corso già da un anno. Stiamo riverificando tutte le nostre procedure e stiamo vedendo cosa fare per migliorare ulteriormente la sicurezza dell'accessibilità dei dati, però l'attacco hacker all'ULSS non ha portato disagi per noi all'interno dello IOV. Senta, lei parlava di percentuali considerevoli appunto di aumento del lavoro, quindi anche di presa in carico dei pazienti. Possiamo fare una fotografia di quali siano le patologie oncologiche che possono essere in aumento nella nostra regione, a parte che voi curate insomma gente che arriva non solo dal Veneto? Sì, noi abbiamo pazienti ovviamente diciamo di 3 livelli, perché per Padova siamo l'unica riferimento oncologico. Per tutta la provincia di Padova siamo il centro specializzato, quindi siamo l'hub, e abbiamo anche per alcune patologie il centro regionale, quindi arrivano anche da altri, più
un 5% circa che arriva da fuori regione. Le patologie più, diciamo così, frequenti sono ovviamente la senologia, le patologie addominali, il polmone, tutta la parte della neuro-oncologia, quelle per cui la struttura è anche riconosciuta, è anche ormai nelle reti nazionali e internazionali con professionisti di alto livello, anche non solo per la professionalità ma anche proprio per la ricerca che stanno facendo. Poi abbiamo e stiamo sviluppando e sta aumentando molto l'oncoematologia e tutti i tumori endocrinologici, non ultima l'urologia che a Castelfranco ha preso adesso a essere a regime anche col nuovo primario, così come la chirurgia oncologica sempre a Castelfranco, melanoma e comunque sarcomi a Padova. Quindi diciamo che l'ambito è ampio e cerchiamo comunque di dare risposte nei tempi, e questo stiamo riuscendo a mantenere anche i tempi d'attesa, perché l'altro punto importante non è solo aumentare la produzione, ma è farla nei tempi che sono previsti, e fino adesso ci stiamo riuscendo, con qualche difficoltà per le visite dermatologiche di controllo, perché lì mancano gli specialisti, è un ambito specialistico molto difficile da trovare professionisti che siano particolarmente vocati come necessita un IRCS, e quindi lì insomma stiamo recuperando anche grazie all'azienda ospedaliera che ci sta dando il supporto con la sua clinica dermatologica. Ecco, vede, questo è quello che vuol dire un po', no? Quello che lei ha detto all'inizio, no? Stiamo gestendo attraverso la nostra organizzazione l'emergenza Covid e cercare di continuare a dare risposte al territorio e ai pazienti, perché ovviamente voi erogate anche prestazioni specialistiche molto importanti e avete in cura anche persone che sono state malate oncologiche e per le quali fate i controlli annuali. Anche qui si riesce insomma a gestire i controlli di persone che avete curato? Sì, i tempi d'attesa, come dicevo prima, noi li stiamo monitorando, abbiamo i dati ufficiali aggiornati ad ottobre e praticamente riusciamo sempre a stare sopra il 95% del rispetto dei tempi, che è quello che è lo standard previsto, ma nella stragrande maggioranza dei casi diamo la risposta al 100% delle necessità nei vari mesi. Abbiamo avuto, come un po' tutti credo, qualche difficoltà, quindi arrivando al 97-98% nei mesi dei picchi del 2021, quindi marzo, aprile, in piena estate, il mese di luglio, però di fatto noi riusciamo a rispondere dentro i tempi. Ripeto, il punto più critico è sempre quello della dermatologia, perché è un problema di specialisti ed è un problema che dobbiamo e stiamo vedendo con le reti territoriali, perché ovviamente il follow-up all'interno di una struttura che è dedicata fondamentalmente alla diagnosi e alla terapia deve essere nei tempi previsti per il follow-up, non all'infinito, certo, perché altrimenti questo non permette di prendere in carico pazienti che invece hanno necessità di essere diagnosticati, stadiati e trattati. Però fino ad oggi, grazie proprio alla collaborazione, riusciamo. Senta, direttrice, lei era presente quando fu presa quella decisione importante di trasformare l'ospedale di Schiavonia in un ospedale Covid, no? Che fu in qualche modo l'inizio, se lo ricorda quel periodo lì, che fu proprio l'inizio, quando ancora forse non si sapeva che cosa sarebbe accaduto e forse non ci si aspettava che ci saremmo ritrovati in questa quarta ondata, perché ora siamo nel pieno di questa quarta ondata. Qual è il sentimento che lei percepisce anche insomma, nei suoi sanitari, nelle persone che vivono e lavorano in trincea da anni, proprio perché i pazienti oncologici sono i più fragili, i più delicati, e il Covid ovviamente non deve e non può entrare in un istituto come quello che lei dirige? Ma guardi, il 21 febbraio del 2020 credo che nella mente di noi che eravamo proprio lì, ma di tutti, sia una data che non si potrà dimenticare, anche perché da lì sono proseguiti 2 anni di intenso lavoro, di modifiche continue e credo anche di modifiche proprio organizzative nelle strutture ospedaliere che rimarranno a prescindere da queste ondate, cioè l'ospedale credo che non potrà più essere considerato una street dentro l'ospedale dove uno arriva ai negozi. Credo che proprio il concetto di ospedale torni un po' a quello che era precedentemente agli ultimi anni. E che cosa dire? Beh, in quel momento sicuramente fu una grande necessità. Ecco, forse la cosa più importante è
di avere squadre che decidono velocemente, si prendono le responsabilità delle decisioni, a volte anche molto forti, a volte anche impopolari, e a volte anche interpretando le normative in modo da non creare disservizi importanti, ma di garantire comunque la sicurezza, cosa che fu fatta con la chiusura di Schiavonia, mantenendo però attiva l'attività. E da lì poi sono state proseguite tutta una serie di iniziative, di interventi. Il personale ovviamente allora aveva un grande supporto da parte della popolazione, da parte dei mass media, c'era veramente una vicinanza, e ricordiamoci che quel primo periodo rispetto alle ondate successive di Natale del 2020, di Pasqua, ma anche di questa, non era niente in termini di numeri, di volumi di pazienti ricoverati, eppure c'era un sentimento di grande supporto. Poi questo è andato via via scemando, anzi forse anche visto l'ambiente sanitario con qualche anche acredine, però il lavoro non è mai cessato, e anzi le ondate sono andate via via susseguendosi. Quindi Natale, Pasqua, poi adesso tutto il periodo invernale. Il personale ovviamente adesso che cosa può dire rispetto anche alla prima ondata? Allora non c'erano i vaccini e quindi l'impatto era tutto sugli ospedali. Oggi ci sono i vaccini, però c'è anche personale impegnato a fare i vaccini, che allora non era. Oggi c'è tanta richiesta di tamponi, allora i tamponi erano all'inizio e comunque non era così impegnato. E poi c'è tutto anche il tema delle persone che sono sospese, questo in termini ampi, che allora non c'erano le sospensioni perché gli operatori non si vaccinavano. Quindi il personale oggi sta lavorando sotto stress dovuto alle grandi attività variegate che allora non c'erano, con personale sospeso, personale che si sta ammalando, anche perché ovviamente ormai è endemico la Omicron, e quindi credo che oggi lo sforzo che tutti stiamo facendo sia veramente rilevante. Tra l'altro lo diciamo proprio nel giorno, oggi c'è lo sciopero degli infermieri, c'è una manifestazione proprio davanti a Schiavonia, dopo vi facciamo vedere alcune immagini, e poi insomma la grande manifestazione è partita da Roma. Vorrei chiudere con qualcosa di bello, dottoressa, perché voi che fate un grande lavoro, utilizzate anche la chemioterapia sperimentale, quindi fate anche dei passi in avanti molto importanti nelle cure, proprio perché appunto siete istituto di cura ma anche di ricerca. Ci può raccontare brevemente di che cosa si tratta? Cioè, qual è il futuro che possiamo raccontare per fare in modo anche di far capire che la malattia non deve spaventare, ma perché ci sono delle novità? Ma allora sicuramente la terapia oncologica ormai sta facendo passi da gigante, abbiamo visto anche oggi ulteriori ricerche che sono prodotte sia dal nostro istituto ma ovviamente anche da altre istituzioni, e la genomica è uno dei punti, ovviamente poter vedere se uno è predisposto, vedere la biopsia liquida è un altro tipo di attività, cioè vedere come la terapia può all'interno dell'organismo dare a quello specifico paziente una risposta migliore rispetto ad un'altra. Quindi il nostro compito è quello di fare ricerca e traslarla il più velocemente possibile sui pazienti per rendere efficace la ricerca, perché è vero che c'è la ricerca di base chiusa nel laboratorio, però il vero salto si fa quando questi risultati si possono portare sui pazienti. Noi abbiamo tanti gruppi di ricerca che sono attivi, siamo conosciuti per molti di queste attività anche a livello internazionale, e questa è la strada. Adesso arriverà anche il nuovo direttore scientifico e con lui credo che verrà tracciata, sempre nel segno della continuità ma con impulsi sempre nuovi, l'attività di ricerca di NUOIOV, di un istituto che deve mantenersi sempre all'avanguardia, perché il nostro compito è quello di guardare al domani e dicendo ai pazienti: guardate che di tumore purtroppo ancora si muore, ma non è come una volta dove l'etichetta a un tumore è uguale è morto. Oggi è una patologia che molte volte può essere totalmente curata e riportarti alla vita normale, in altri casi magari non totalmente curata ma sicuramente ben gestita.
Grazie Patrizia. Patrizia Benini, direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto, grazie a lei e ovviamente il nostro grazie anche a tutto il suo staff che sta seguendo i pazienti più fragili della nostra regione e non solo. Arrivederci. Grazie a lei e un saluto ai telespettatori. Restiamo a Padova. Omicron ormai la variante è diffusa al 100% con i sintomi che in qualche modo ormai possiamo davvero definire riconoscibili. Andiamo a vedere il servizio realizzato dalla redazione di Padova. L'andamento è consolidato, migliorano i dati della pandemia nonostante i nuovi 19.000 positivi, 3.000 tra Padova e provincia. A prevalere in tutta la regione è la variante Omicron, come confermano i dati diffusi dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ha esaminato il genoma completo dei 179 campioni inviati da 13 laboratori della regione a Legnaro. La variante prevale sul 95,5% di questi, 171 su 179 analizzati. Il restante 4,5% appartiene alla variante Delta. Un sorpasso netto se si pensa che solo 2 settimane prima la variante Omicron, pur prevalente, era al 66%. Equa la distribuzione tra le province. A Padova e Verona la Omicron è al 100%, scende al 97% a Vicenza, Belluno è al 94%, Venezia 93%, Treviso 89%, ultima Rovigo con l'85% di Omicron. Abbiamo parlato prima di Schiavonia, vi facciamo vedere le immagini girate da Francesco Ratai, questo è un breve video, questa è la manifestazione, siamo all'ospedale di Schiavonia a Padova, il sindacato Nursind che raduna gli infermieri ha manifestato oggi ed è stato convocato lo sciopero che peraltro ha visto manifestazioni in tutte le piazze d'Italia, quindi non solo del Veneto. Il gruppo più ricco proprio si è radunato, circa 200 davanti all'ospedale di Schiavonia, che come abbiamo ricordato prima insieme alla direttrice Benini è stato il primo ospedale Covid del Veneto. Andiamo in pubblicità, tra pochissimo Focus con il primario di pediatria di Treviso, Stefano Martellossi, Focus sui bambini e proviamo a raccontare questa variante Omicron che avete appena sentito insomma nel servizio, anche quali effetti sta avendo anche sulla popolazione dei più piccoli. Eccoci, ben ritrovati, 12:26, sempre in diretta con Prima Edizione, lo spazio di approfondimento che ormai da 2 anni vi accompagna a partire dalle 12 fino alle 14:30. In apertura il caso del tentato omicidio di cui ci ha parlato la nostra Daniela Sizia, poi sapete che oggi è il giorno della votazione, l'ennesima del Presidente della Repubblica, 2 le votazioni convocate, si sono partiti alle 11 i grandi elettori e vi sarà una nuova votazione probabilmente alle 17, proprio perché è difficile che con la votazione che sta avvenendo in questo momento si riesca a trovare la quadra. Ci siamo collegati poi per parlare di Covid e non solo, anche di prevenzione con la direttrice generale dell'Istituto Oncologico Veneto e ora, come promesso, parliamo di bambini, dei più piccoli che si stanno ammalando di Covid ormai con percentuali molto elevate, però la notizia ve l'abbiamo data ieri, c'è in qualche modo una brusca frenata nelle vaccinazioni pediatriche. Buongiorno e ben ritrovato Stefano Martellossi, direttore della pediatria di Treviso, grazie per essere con noi. Buongiorno Anna, buongiorno a lei e ai telespettatori, buongiorno. Allora c'è la conferma questa frenata nelle vaccinazioni innanzitutto, è vero che i numeri dei piccoli vaccinati sono ancora forse troppo bassi? Sì, sono troppo bassi perché a fronte dell'ormai 80-85% di soggetti tra i 12 e i 16 anni ormai vaccinati, parlo con seconda dose, i bambini tra i 5 e gli 11 anni vaccinati sono 30% con una dose e il 15% che hanno ultimato, diciamo, il ciclo con le 2 dosi. Sono certamente troppo pochi.
Però la Dobbiamo diffusione aumentare il numero di bambini. allora, e qui in qualche modo l'appello va alle famiglie, no? Immagino, perché con i bimbi così piccoli sono i genitori che devono essere convinti. Un po' di tempo fa, quando si è partiti con le vaccinazioni pediatriche, insieme abbiamo ascoltato la prima coppia, la prima famiglia che aveva aderito alla campagna vaccinale, e le parole di questo papà e di questa mamma erano piene di soddisfazione. C'è un divario ovviamente tra genitori che in qualche modo hanno cercato di correre per poter vaccinare il prima possibile il proprio figlio, ed altri che hanno ancora paura. Però i numeri che lei ci può dare dal reparto di pediatria di Treviso raccontano che continuano ad arrivare ed essere ricoverati bambini a causa del Covid. Beh, non solo continuano, ma diciamo nell'ultimo mese certamente c'è stato un aumento che, come anche nel resto d'Italia. Calcoli che dal 10 di gennaio a oggi noi abbiamo avuto 16 ricoveri Covid positivi in pediatria, a fronte di 12 ricoveri, diciamo, in tutta la precedente pandemia, cioè fino a giugno del 2021. Quindi sì, i numeri stanno aumentando. In Veneto, dati fino a venerdì 21, i ricoveri erano stati dal 10 al 21 74. Di questi la maggior parte sono bambini piccoli, sotto i 3 anni, e l'89-90% sono fino agli 11 anni. Quindi nella classe di età tra i 12 e i 18, dove c'è l'85% di vaccinazioni, vediamo pochissimi o nessun ricovero. Con che sintomi? Il sintomo principale è la febbre. Il sintomo principale è la febbre che può durare anche a lungo. Assieme alla febbre poi, questo soprattutto nel bambino più piccolo, assieme alla febbre poi c'è la rinite, ci può essere la tosse, la stanchezza, l'astenia. Questi sono i sintomi principali. Nel bambino più grande, diciamo verso i 10-12 anni, ci sono anche i sintomi un po' più simili a quelli dell'adulto, quindi la perdita di gusto, la perdita di olfatto. Quindi a fronte di questi aumento di ricoveri, non dimentichiamoci che abbiamo avuto da inizio pandemia anche 16 ricoveri legati alla MISC, questa sindrome infiammatoria multisistemica che insorge a distanza, diciamo, dall'infezione da Covid. Quindi non sono bambini Covid positivi, ma sono bambini che hanno una patologia legata all'infezione da Covid pregressa, e 3 di questi casi li abbiamo avuto nell'ultimo mese. Quindi se noi mettiamo assieme tutti questi dati, 16 ricoveri nelle ultime settimane, 16 casi di MISC, 3 nelle ultime settimane, tutti praticamente in bambini piccoli, o che non possono vaccinarsi perché sotto i 5 anni o perché non sono stati vaccinati tra i 5 e gli 11, capiamo bene come vaccinare i nostri bambini per proteggerli sia fondamentale. Vacciniamoli per proteggerli, vacciniamoli anche per permettere a loro una vita sociale più serena di quella che hanno adesso. Tra l'altro, direttore, ci conferma anche che bambini che hanno contratto il Covid l'hanno ripreso, evidentemente prendendo le 2 varianti differenti. Adesso abbiamo raccontato che Omicron ormai è praticamente prevalente. Ci sono stati anche casi di doppio contagio? Questo è possibile, ma nel nostro no, ecco, questo no, a Treviso non l'abbiamo visto. Non dimentichiamoci però che nella prima pandemia i bambini contagiati erano pochissimi, erano l'1-5%, mentre oggi i bambini contagiati, non quelli fortunatamente ricoverati, che sono comunque fortunatamente pochi, relativamente pochi, e adesso invece 1/3, 1/4 dei contagi sono proprio nella classe pediatrica. Quindi capisce che è cambiato molto, però è possibile anche nei bambini una seconda infezione. Questi dati dicono che dobbiamo vaccinarli. Dall'altra parte ormai abbiamo dei dati forti, robusti sugli possibili effetti collaterali da vaccino. Sono stati vaccinati, sono state anzi somministrate 9 milioni di dosi Pfizer in bambini tra 5 e gli 11 anni negli Stati Uniti. 9 milioni di dosi. Gli effetti collaterali tra lievi e gravi sono stati 4.200 e 300 su 9 milioni di dosi, e 100 sono state
le reazioni, diciamo così, un po' più severe, ma per severa si intende anche la febbre elevata che dura più di 5 giorni. Capite come quindi oggi abbiamo dei dati forti, robusti, per confermare che la vaccinazione col vaccino a mRNA Pfizer, 1/3 della dose dell'adulto nei bambini tra i 5 e gli 11 anni, sia sicura ed efficace. Che cosa può aver determinato questa frenata, insomma, negli accessi? Voi avete anche aderito agli Open Day nel weekend, che insomma nel primo periodo sono stati anche particolarmente partecipati. Che cosa può aver causato questa frenata? E in seconda battuta le chiedo cosa ne pensa della proposta che si sta discutendo in questo momento di poter cambiare le regole legate alla quarantena e anche, diciamo, alla DAD, ad esempio ai bambini che sono vaccinati, no? Certo, beh, io credo che siano due i motivi. Uno sia la sensazione e la convinzione che questa malattia nei bambini piccoli non sia una malattia severa. Questo era forse vero nella prima fase, ma in questo momento qua con questa variante i numeri parlano chiaro. Purtroppo ci sono anche pochi, ma ci sono anche dei morti a causa del Covid. E vi assicuro che i ricoveri di 3, 4, 5 giorni, una settimana all'interno di una pediatria con una febbre prolungata e con il rischio poi di fare complicanze ci sono. Quindi primo è questa sensazione che il bambino piccolo non si ammala. E la seconda credo invece ci sia la preoccupazione di vaccinare un bambino così piccolo. Beh, questo è un po' un controsenso, no? Pensiamoci bene come genitori, qua parlo da pediatra come genitore. Noi vacciniamo i nostri bambini a 3 mesi, 4 mesi, okay? E nei primi 3 anni fanno giustamente molte vaccinazioni, e la pertosse, e il morbillo, e il tetano, la parotite. E allora questa preoccupazione secondo me non ci deve essere. Questo è un vaccino che si è dimostrato sicuro. L'infezione da Covid in questo momento sta mietendo, non dico, e sta provocando ospedalizzazioni e anche casi severi anche in età pediatrica, perché non dovremmo difendere i nostri bambini, la ricchezza della nostra società. Non dimentichiamoci di questo. E anche per la loro socializzazione, una vita sociale più serena. Noi stiamo pagando lo scotto di questi 2 anni di pandemia, e chi ne ha pagato di più il prezzo, non in termini di mortalità fortunatamente, ma in termini di disagio, di difficoltà, sono proprio i nostri bambini. Vaccinarli significa proteggerli dalla malattia, ridurre il rischio di ospedalizzazione e permettere una vita sociale più normale. La nostra pandemia è più una pandemia in problemi legati psicologici e neuropsichiatrici che dovuta alla malattia in sé. Quindi io sono un pediatra, non sono un infettivologo, non sono un virologo, e quando devo pensare al benessere dei bambini devo mettere sul piatto della bilancia da una parte i danni e tutto quello che deve essere fatto per contenere la pandemia, che è giusto farlo, ma dall'altro non posso non mettere anche tutto ciò che le misure di contenimento hanno creato in questi e hanno dovuto subire i nostri bambini. Per questo vado un po' alle scuole, no? Esatto. Per questo vado un po' alle scuole. Io sono perfettamente d'accordo con la decisione che ha preso il Comitato Scientifico e il Governo, che è stata quella di aprire le scuole dopo la fine delle festività natalizie. C'erano dei pareri discordanti, è stata una decisione giusta. Uno, perché ormai si è dimostrato che i contagi all'interno della scuola sono causa non più del 10%, sapete? Aspetti, perché abbiamo perso il suo collegamento. Intanto noi abbiamo comunque preparato delle immagini dei ragazzi qua, a scuola. scusate. Sì, adesso la sentiamo, l'abbiamo ritrovata. Lei diceva, è d'accordo con la decisione della CTS. Vediamo se riusciamo a ripristinare. Ci perdiamo purtroppo. Uno, perché... Io adesso la sento, vediamo se... Sì, io la sento. Sì, ci riproviamo. Lei diceva, sono d'accordo con la decisione del CTS. Si è dimostrata anche la decisione giusta. Non più del 10% dei contagi avviene all'interno dell'ambiente scuola, dove quando si fanno le
misure di contenimento, il contagio è ridottissimo. La maggior parte dei nostri bambini si infetta fuori da scuola, o in famiglia o nella vita sociale. Sarebbe stato un disastro chiudere la scuola. E questa è la prima cosa. La seconda, credo che anche nelle scuole, so che ci sono delle proposte di una gestione più, diciamo, semplice per quanto riguarda la giusta attenzione sul contenimento dei contagi all'interno dell'ambiente scolastico, ok, chiamiamola, e quindi quella di fare l'autosorveglianza, sì, almeno per i bambini vaccinati in caso di contatto. So che su questo si sta discutendo, sì, sia a livello nazionale che regionale, è molto importante. Autosorveglianza significa mascherina FP2, attenzione ai sintomi, almeno per i bambini vaccinati. Ho qualche perplessità, devo dire la verità, su fare delle misure molto diverse all'interno dell'ambiente scolastico tra bambini vaccinati e non vaccinati. Uno, lo so che dal punto di vista della trasmissione questa strategia è ragionevole e ha un suo perché. Però io ritorno a fare il pediatra. Uno, i bambini non è colpa loro se non sono vaccinati. I bambini non sono vaccinati perché ci sono dei genitori che non hanno vaccinati. E mi si stringe un po' il cuore a pensare che un bambino di 6-7 anni debba avere una, tra virgolette, discriminazione a scuola a causa delle decisioni dei genitori. E questa è la prima cosa. E seconda, che bisognerebbe veramente, la scuola è l'unico posto, o dovrebbe essere il posto, dove le differenze tra i bambini vengono il più possibile ridotte. È l'unico momento della vita in cui si è tutti uguali, si va tutti a scuola. E quindi io credo che bisognerà fare molta attenzione nell'avere un buon equilibrio tra favorire la vaccinazione, implementare la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, nel cercare di semplificare quelle che sono la gestione dei contatti, soprattutto all'interno della scuola, anche con l'autoisolamento, ma cercando di fare un buon equilibrio tra quello che è giusto dal punto di vista dell'epidemiologia del contagio, ma anche tenendo conto che parliamo di bambini molto piccoli e che la discriminazione, per qualsiasi motivo sia, è sempre qualcosa che loro soffrono e che gli viene imposta. Quindi su questo credo che bisogna fare molta attenzione. Ecco, grazie direttore, siamo pienamente d'accordo con lei, la discriminazione sui banchi di scuola è qualcosa che non deve assolutamente accadere. Certo è che in questo momento, con le tantissime classi in quarantena, stiamo vedendo il SISP davvero in difficoltà, in sofferenza. Poi anche qui stanno cambiando un po' le regole, torno a parlarle da pediatra, i pediatri non fanno più il certificato di guarigione per il ritorno a scuola dei bambini che non sono positivi ma che sono semplicemente stati un contatto stretto con un compagno evidentemente positivo. C'è tanta confusione, da qui anche purtroppo la rabbia di tante famiglie, però il principio di fondo è assolutamente corretto, la discriminazione non deve essere fatta. In ultima battuta, un'altra cosa, no? Forse un po' pericolosa, che ci stiamo abituando a vedere, sono questi bambini che ormai sono abituati a fare il tampone, che hanno ormai familiarizzato con la parola positivo, sono positivo. Ecco, anche qui un consiglio, diciamo, alle famiglie per fare in modo che questa pandemia non vada ad impattare psicologicamente così tanto nei piccoli, perché già lo sta facendo nelle loro attività extrascolastiche, nella loro vita quotidiana, ma forse riuscire a gestire anche un po' il linguaggio? Sì, certamente. Allora, intanto bisogna dirgli la verità, no? Bisogna dirgli che lo stiamo facendo per poter proteggerci tutti e per stare tutti bene. Lo facciamo anche noi. Non bisogna, e quindi condividiamo con loro la difficoltà, spieghiamo bene, condividiamo anche il fatto che anche per noi questo è un momento difficile, non devono trovarsi da soli, è un momento difficile per tutti, anche il tuo papà e la tua mamma, anche il tuo compagno di classe stanno vivendo un momento di difficoltà, è una cosa che viviamo assieme,
non aver paura di raccontarci, raccontami quale parliamone, in maniera e questo è molto importante, sembra banale ma è molto importante. I bambini anche piccoli capiscono, vedono e hanno bisogno dell'aiuto dei genitori, degli adulti, perché quello che vedono attorno e che li spaventa venga mediato, diciamo, dall'adulto, in primis con la condivisione e non facendoli sentire da soli. Questo è molto importante. E poi messaggi positivi, certo. Dobbiamo dargli messaggi positivi, lo facciamo, le cose andranno meglio, vedrai che il virus lo sconfiggeremo, siamo più forti, tutti uniti e assieme per stare meglio un domani. Io credo che queste siano piccole cose ma che aiutano. Condividere senza paura. Il pericolo è che loro ormai loro vedono la televisione, sentono, certo. Si parla solo di questo e guai se sono lasciati soli, certo, nell'elaborazione di queste informazioni. Dobbiamo aiutarli. Questo il pediatra può aiutare e vorrei fare un appello a noi pediatri per la vaccinazione. Dobbiamo essere proattivi noi pediatri, cioè ogni volta che vediamo un bambino con la sua famiglia, per qualsiasi motivo, che sia dal pediatra di libera scelta, che sia il pronto soccorso pediatrico, che sia il ricovero, che sia una visita ambulatoriale, senza timore dobbiamo chiedere se il bambino ha più di 5 anni, se il bambino è stato vaccinato, se no, chiedere perché di no, spiegare perché vada vaccinato e dobbiamo farlo in maniera proprio proattiva, non aspettare che siano i genitori a chiedere, ma essere noi a proporla in maniera serena, non in maniera coercitiva, ma in maniera però decisa. Noi come pediatri siamo qui per la salute dei bambini e il meglio che oggi possiamo offrire a loro è vaccinarli. E se sono sotto i 5 anni il consiglio è vaccinatevi voi genitori, certo, per proteggere i vostri figli. E se una donna è in gravidanza, vaccinati, perché più di metà delle donne non sono vaccinate in gravidanza e questo è un altro grande problema. Sì, è vero, anche questo è un altro grande problema, stiamo vedendo bambini nascere già con il Covid e quindi finire anche direttamente in terapia intensiva. Un'ultima domanda di servizio, bambini guariti, direttore, dopo quanto tempo possono eventualmente fare la vaccinazione? Possono fare la vaccinazione dopo la guarigione 4-6 mesi. 4-6 mesi, bene. Ecco, abbiamo dato anche questa informazione perché stiamo ricevendo richieste di chiarimento. Grazie direttore per essere stato con noi, Stefano Martellossi, grazie, buon lavoro a lei e ovviamente a tutto il suo staff. Arrivederci. Grazie, arrivederci, buona giornata a tutti, arrivederci. Arrivederci. Allora, e a proposito di caos, tamponi, SISP, noi adesso andiamo subito dal nostro Christian Arboit perché questa mattina ha aperto il nuovo punto tamponi a Paese. Allora Christian, eccoti, ci vediamo già collegato, buongiorno. Allora, com'è andata intanto per questo debutto? Sì, buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. È andata molto bene questa mattina a Paese, per la precisione a Padernello di Paese, dove il comune con l'ULSS 2 ha allestito questo punto tampone dedicato al mondo della scuola. È il grande progetto che sta portando avanti la conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 con l'autorità sanitaria, che abbiamo più volte chiamato tamponi in municipio. In realtà qualcuno li fa in municipio, altri invece utilizzano altre strutture, in questo caso il parcheggio davanti alla palestra di Padernello. Questo progetto è un progetto che sta facendo scuola non solo nel Trevigiano, non solo in Veneto. Si tratta di trovare degli operatori sanitari a titolo volontario, quindi a titolo gratuito, che si impegnino nel monitoraggio, nello screening delle scuole. È un'operazione di fatto a chilometro zero, con operatori sanitari del posto, quindi operatori in questo caso sanitari di Paese e dintorni, che prestano il loro servizio appunto a sostegno delle scuole del territorio e degli studenti in quarantena, in isolamento, in sorveglianza. Pensa Anna che a Paese c'è l'istituto comprensivo più grande del Veneto, quasi 2400 bambini e ragazzi, e la metà
attualmente è sottoposta a provvedimento, quindi chi in quarantena, chi in monitoraggio e quant'altro. Quindi come funziona? Funziona che ogni classe viene attribuita una fascia oraria, i bambini con i genitori si presentano, in questo caso in modalità drive-in, e nel tempo di un amen viene fatto loro il tampone. Veramente un sistema questa mattina velocissimo. Ho parlato con alcuni genitori questa sera, lo sentirete nel corso dei telegiornali, sono tutti soddisfatti perché ovviamente siamo ben lontani dalle scene alle quali abbiamo assistito in ultimo mese, quindi nei tamponi diciamo così ufficiali delle diverse ULS del Veneto. Quindi è un servizio questo dedicato alle scuole del territorio, con operatori sanitari diciamo così a chilometro zero. E ti dico anche di più, tra questi operatori sanitari a chilometro zero, chiamiamoli così, ci sono diversi infermieri del Cafoncello e infermieri di terapia intensiva che smontano il loro turno magari di notte e si prestano a questa attività a titolo, lo ripeto, gratuito. Ho parlato con loro e sono storie davvero molto significative. Di certo c'è una fortissima spinta solidale, e nella prossima settimana inizieranno altri comuni. Questo me lo ha confermato il dottor Roberto Rigoli, che è dirigente dei servizi sanitari dell'ULS 2, e quindi si va avanti su questa strada, anche se l'auspicio comune di Rigoli, del sindaco di paese Alberti, anche lei sul posto, e tanti altri, è quello di arrivare ad una semplificazione delle regole. Tra l'altro poco fa c'è stata anche un'apertura del sottosegretario alla salute Sileri, e l'auspicio collettivo è davvero che si vada verso questa auspicata semplificazione. Senti Cristian, hai anticipato dicendo che apriranno punti anche in altri comuni, riesci ad anticiparci qualche nome? Sì, allora principalmente quello che ti posso dare per certo è Conegliano, quindi tutta la zona di Conegliano, poi ci saranno dei punti tampone anche nella zona a sud di Treviso, mentre sappiamo che è già partito Oderzo. Nel pomeriggio riceverò una specifica e questa sera daremo i siti esatti. Bene. Naturalmente il giorno non lo possiamo ancora dare perché il diavolo si nasconde sempre nella burocrazia, Anna, come ben sappiamo, perché tutti questi operatori sanitari che decidono di prestare gratuitamente il loro servizio devono avere una copertura assicurativa, quindi devono essere coperti da questo punto di vista, che come sai è fondamentale. Senti Cristian, so che tu poi hai seguito un altro tema, no? Legato un po' agli alloggi, no? Che è tutta la questione dell'edilizia residenziale per Treviso. Che cosa è emerso? Allora, è un tema caldissimo di queste settimane, Anna. Più volte ne abbiamo parlato anche nel corso del nostro telegiornale con dei reportage di Lucio Zanato e quant'altro. Succede che c'è un nodo, quello dell'edilizia popolare, che è un nodo tutto sommato storico per il comune di Treviso, aggravato da un aumento delle emergenze abitative dovute alla pandemia, perché non c'è solo l'emergenza sanitaria, non c'è più o non c'è soltanto, ma c'è quella economica di tante famiglie che sono rimaste appunto molto provate da questo periodo. Quindi messi insieme tutti questi fattori stanno provocando un po' un mix esplosivo. Stamattina tra l'altro il sindaco di Treviso Mario Conte, che si trova a Belluno ma era collegato via Skype, ha parlato di un clima molto teso, ha parlato di minacce crescenti anche nei confronti degli esponenti dell'amministrazione comunale, e dice ovviamente è la minoranza della minoranza, però appunto ci sono degli assegnatari o comunque delle persone che vorrebbero entrare negli alloggi di edilizia popolare che stanno un po' superando il limite con minacce, messaggi e quant'altro. Ecco, ha detto Conte, questa linea non può assolutamente passare. Lo ha confermato poi anche l'assessore al sociale. Quindi diciamo questo è il quadro, e poi ci sono i dati, ci sono i numeri
dell'operazione del piano di alloggi popolari del comune di Treviso, ti posso dire che in arrivo ci sono 32 nuove unità abitative che vanno a sommarsi ai 107 alloggi che sono già stati ristrutturati in questi primi 3 anni di mandato Conte, per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, per l'esattezza 5 milioni e 300 1.000 euro, lavori di ristrutturazione che hanno interessato i quartieri di Santa Bona, San Zeno, Sant'Antonino e San Liberale. Ti do un altro dato che è significativo e che è specchio, se vogliamo, dei tempi, perché sono 174 le domande pervenute ai servizi sociali del comune di Treviso per la cosiddetta emergenza abitativa di cui parlavamo prima, 67 per sfratto esecutivo, 29 esecuzioni immobiliari e 78 per altre emergenze, difficoltà economiche derivanti dalla perdita del posto di lavoro, alloggi non a norma, e quindi, come vedi, sono numeri importanti. Tra l'altro te ne do un altro: sul fronte dell'emergenza abitativa l'amministrazione Conte ha erogato negli ultimi 2 anni, caratterizzati appunto dalla pandemia, 838.000 euro a sostegno di 450 famiglie, quindi l'amministrazione che anche alla luce di alcune polemiche ha appunto confermato il massimo impegno nella riqualificazione del patrimonio esistente. Grazie Cristian, ora questa sera con i tuoi servizi faremo un po' il punto, no? Anche dando queste cifre e facendo vedere le immagini e ascoltare le interviste che tu hai raccolto. Grazie Cristian, buon lavoro. Buon lavoro a te. Cristian Arboit da Treviso in collegamento. Adesso andiamo a vedere il caos che in qualche modo sta avvenendo all'interno delle farmacie, dove da alcuni giorni si può effettuare il tampone di fine quarantena, di fine isolamento, però pare che non sia così semplice. Le persone arrivano senza la documentazione necessaria, i pediatri non possono più fare il certificato di guarigione, basta il test negativo, ma insomma appunto non è così semplice. Noi abbiamo ascoltato i farmacisti. Diciamo che dopo il proclama di Zaia di sabato scorso, senza indicazioni operative, ci ha messo in grossa difficoltà. Caos e code non accennano a diminuire dopo che la Regione ha ottenuto il consenso del governo per il tampone di fine quarantena nelle farmacie. L'obiettivo per la Regione era semplice: evitare le attese nei Covid Point e facilitare il riottenimento del Green Pass per chi, superato il contagio, si è negativizzato. Più semplice da dirsi che a farsi, le difficoltà per noi aumentano ogni giorno, denunciano in queste ore i farmacisti. Comunicazioni inesistenti e personale da tempo in sofferenza non aiutano, senza contare la gente in coda fuori dai nostri esercizi, sempre più in ansia e tesa. Vengono qua e anche stamattina, poco fa, abbiamo dovuto mandare via un cliente perché non aveva la documentazione necessaria e ripeto, anche noi siamo qua di ora in ora che riceviamo delle comunicazioni discordanti su quello che dobbiamo richiedere alle varie persone per fare un fine isolamento, per fare un fine quarantena, e ci stiamo mettendo veramente in difficoltà già dopo mesi veramente intensi. Per la Regione il tampone di fine quarantena si può eseguire anche con la ricetta elettronica o la comunicazione del medico di base o del pediatra. Per i farmacisti invece solo con la prenotazione del SISP. La confusione regna sovrana. Vengono con delle ricette da parte del medico che però a tutt'oggi noi non possiamo accettare, perché queste sono indicazioni che ci hanno dato ieri sera. Potenzialmente le farmacie sono pronte, ma di fatto i nodi da sciogliere sono ancora molti. I farmacisti chiedono chiarezza da parte della Regione. Quello che noi chiediamo è che tutto venga concertato con dei tempi diversi, che non veniamo catapultati in qualcosa che non conosciamo in tempi brevissimi. Capisco che la situazione sia difficile, però se ci viene chiesto qualcosa prima e assieme troviamo una soluzione, dopo siamo tutti più pronti. Intanto la redazione di Belluno ha sentito il presidente di Federfarma, che così spiega il momento che stanno vivendo.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso, il tampone gratuito in farmacia agli studenti a rientro dalla quarantena, a disposizione arrivata lo scorso weekend e che ha fatto saltare il sistema. Turni massacranti, aperture di prima mattina, lunghe code fuori dai locali a tutte le ore, una pressione di lavoro ingestibile acuita dall'impennata dei contagi, denuncia Roberto Grubissa, presidente di Federfarma Belluno. Non ci hanno avvisato, è stata fatta una conferenza stampa il sabato, non sapevamo dal punto di vista organizzativo come fare. E questo non lo sapevano neanche i presidi. Il chiarimento sembra esserci stato all'inizio della settimana, ma è servito a poco perché la situazione è di spaesamento totale, afferma Grubissa, che punta il dito contro Azienda Zero. L'azienda Zero, che doveva coordinare tutte le aziende sanitarie del Veneto, di fatto ha scordinato tutta la sanità del Veneto. 75 le farmacie in provincia di Belluno, il gruppo di quelle a cui rivolgersi per i tamponi ne conta 48 perché nelle ultime settimane più di qualcuno allo stremo ha fatto un passo indietro. Non tutte sono dimensionate per la mole di lavoro oggi in carico alle farmacie. E poi c'è la burocrazia, perché per i tamponi gratuiti serve la documentazione dedicata, ma non sempre i cittadini lo sanno. In questo momento non ci sentiamo supportati dalla sanità pubblica, anzi ci sentiamo messi in difficoltà dalla sanità pubblica perché non ci sta aiutando. Sta mettendo in difficoltà, ma non solo le farmacie, le sto parlando sta mettendo in difficoltà i sindaci, sta mettendo in difficoltà i presidi, sta mettendo in difficoltà i medici di medicina generale, i pediatri e così via. E poi intanto accade che ad Abano Terme si scopra un albergo, una sorta di affittacamere dove chi stava dietro al bancone era positivo, dove non si controllava il Green Pass, dove si accettavano Novax. Accade anche questo in Veneto, vediamo. Sprovvisti di Green Pass, 4 dei clienti presenti all'interno della struttura che offre 24 camere. Dietro il bancone della reception, il padre del titolare di 85 anni, al lavoro senza mascherina e il risultato ai successivi riscontri positivo al coronavirus. Non è sfuggito ai controlli anti-Covid della polizia di Padova un affittacamere di Abano Terme. Il blitz è scattato nella giornata di mercoledì da parte degli agenti della squadra amministrativa della questura. Il titolare, un padovano di 51 anni, è stato denunciato per epidemia colposa e dovrà rispondere anche del mancato controllo del Green Pass ai clienti. Con l'accusa di epidemia colposa è stato denunciato anche il padre. Immediata la reazione di Federalberghi. Vorrei precisare che non si tratta di un albergo, è un affittacamere, come ha detto lei. Non è associato all'associazione dei Federalberghi Terme Abano Montegrotto e ci è dispiaciuto molto apprendere questa notizia che effettivamente va a vanificare il lavoro di tanti imprenditori e di tanti lavoratori che cercano a fatica di tirarsi su da questi 2 anni di pandemia che ci ha provato particolarmente in maniera intensa. Mancanza di regole quasi totale nella struttura, dove tra i clienti presenti, 21 in totale, uno non era neppure stato registrato al portale alloggiati web della questura di Padova. 9 erano pregiudicati, 6 di questi di origine straniera, 2 addirittura clandestini. Per il mancato rispetto delle normative anticontagio, alla struttura è stata applicata anche la sanzione della chiusura delle attività per 5 giorni. Da Federalberghi arriva una denuncia. Ci sono molte attività come gli Airbnb che sono nell'abusivismo più totale, oltre a non, denunciare le persone alla pubblica sicurezza e quindi la pubblica sicurezza non ha la possibilità di individuare persone di malaffare, hanno trasportato molta economia ufficiale, l'hanno trasportata in una zona grigia, se non addirittura in nero. Allora, intanto vi facciamo vedere il report che è arrivato e ci dà il numero dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto. Allora, sono 16.518 i nuovi positivi. Nel Padovano si registrano 3.096 nuovi positivi, stiamo parlando ovviamente dell'arco delle ultime 24 ore. Treviso 2.450, Venezia 2.608, Verona 3.120, Vicenza 3.365, Belluno 794, Rovigo 745. Dunque i nuovi positivi in Veneto sono 16.518, i decessi calcolati nelle ultime 24 ore sono 5.
5. Prima di passare all'ampio dibattito politico che faremo tra pochissimo con Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle, Laura Puppato, Partito Democratico, Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, per commentare insomma queste votazioni che stanno avvenendo in diretta e che probabilmente si ripeteranno alle 17, vi facciamo vedere un altro servizio. Il servizio è Mamma protesta tampone. È accaduto che questa mamma abbia cercato di far uscire la figlia dalla quarantena per giorni, chiamando innumerevoli numeri, mandando mail. La figlia era stata dichiarata positiva con un test scolastico, di quelli fatti proprio da contatto stretto, quindi per decidere o meno la quarantena della classe, ma la bambina aveva già contratto il Covid. Ebbene, questa mamma si è ritrovata imbrigliata appunto nella confusione delle regole, forse anche della burocrazia, e è stato molto difficile poter dimostrare che la figlia in realtà era negativa e che si trattava di un falso positivo. Vediamo il servizio. Positiva al tampone rapido di fine quarantena scolastica, ma il Covid era entrato in casa Ballan ancora a dicembre. Mamma, papà, 5 figli, tutti positivi, tutti negativizzati con tampone molecolare del 30 dicembre. Ecco perché la mamma non ci vede chiaro e chiede al pediatra di prescrivere un tampone molecolare alla figlia, il cui esito conferma i suoi sospetti. Si tratta di un falso positivo. Da lì ho cercato di muovermi per interrompere questa quarantena, ma non è facile, anzi è molto complicato. Non c'è un metodo univoco che possa valere per tutti. Non c'è un numero di telefono da contattare, non c'è un indirizzo email che possa darti una risposta in tempi brevi. Insomma, è come se la bambina 9 anni, quarta elementare, dichiarata positiva per il SISP, non possa dimostrare la sua negatività nonostante l'esito del tampone di quarta generazione. Nessuna risposta per interrompere la quarantena né dall'URP né dal 1500 né dalla regione. L'ultima soluzione restano gli affari legali dell'ospedale. Il pediatra conferma intanto che per circolare del 17 gennaio 2022 a loro non compete il certificato di guarigione. Intanto la bambina non torna a scuola. Visto che abbiamo la prova certa che tamponi rapidi possono dare degli esiti che non sono completamente attendibili, bisogna anche prevedere lo strumento e la modalità per cui, se ho un referto certo di negatività, riesco a far riammettere il bambino in tempi rapidi a scuola. Il certificato di negatività è stato protocollato dall'ufficio dell'ASL soltanto questa mattina, dopo, spiega Anna, 3 ore di telefonate. Che altrimenti, se non avessi insistito, la prima informazione che mi è stata data è che una volta che si entra nel circolo della positività, anche se il tampone è sbagliato, non importa, non c'è modo di interromperlo. Adesso parliamo di Carlo Alberto Conte, il 12enne colto da un malore mentre stava partecipando a una gara di atletica a Vittorio Veneto. Ce ne siamo occupati in questi giorni e davvero tutto il Veneto si è stretto attorno alla famiglia di Carlo Alberto. Intanto la notizia è che i laboratori di anatomia patologica dell'Università di Padova esamineranno il cuore di Carlo Alberto e la professoressa Cristina Basso spiega che il suo cuore aiuterà quello di tanti altri bambini. Noi non possiamo più fare nulla nel caso di Carlo Alberto, come è successo in altri casi anche recenti che sono finite purtroppo sulle prime pagine dei giornali, però quello che vorremmo è che almeno da questi casi si possa capire di più per la famiglia e per tutti i ragazzi e tutti gli sportivi che ovviamente vorrebbero fare questa attività fisica in sicurezza, ma non solo per loro, anche per la popolazione generale. Un cuore per la ricerca, per sostenere tanti bambini, ragazzi, sportivi. La morte di Carlo Alberto aiuterà a capire, grazie all'esame di quel muscolo che lo ha tradito sulla pista della sua prima gara di atletica, perché la morte improvvisa dell'atleta, pur non essendo un fenomeno frequente, è terribile e passi in avanti sono stati fatti anche grazie alla generosità di famiglie come quella di Carlo Alberto, che hanno permesso questi esami condotti nei laboratori dell'Università di Padova. Ne sono state scoperte tante anche malattie che negli anni 80 e 90 non si conoscevano. L'averle scoperte proprio dallo studio anatomopatologico, purtroppo troppo tardi, ma è servito perché questo poi ha permesso di correlare queste malattie che si sono trovate da questi studi con i dati clinici, quindi cosa c'era all'elettrocardiogramma di questi ragazzi o di queste ragazze, cosa c'era all'ecocardiogramma, cosa c'era nei sintomi precedenti e mettendo insieme le due cose un po' alla volta si è capito che questi segni e sintomi potevano essere
il campanello d'allarme per pensare a quella malattia che un po' alla volta si è conosciuta sempre meglio. Analizzare quanto accaduto, esaminare i tessuti può aiutare a leggere nuovi campanelli d'allarme, a partire dai primi controlli che dovrebbero diventare di screening per tutta la popolazione a cui sono sottoposti i ragazzi che si avvicinano allo sport. Si fa un elettrocardiogramma di base e poi si fa un elettrocardiogramma da sforzo. Questo può dare delle alterazioni proprio della traccia elettrocardiografica o anche evocare delle aritmie, dei disturbi del ritmo, per cui durante questo test uno ha le palpitazioni, si sente che il cuore batte più forte. Allora, sulla base di queste alterazioni, noi possiamo sospettare una malattia, non ci fermiamo più a quelle alterazioni dell'ECG, ma chiediamo anche un esame aggiuntivo, che è un esame che ci fa vedere come è fatto il cuore, come si muove il cuore. Ora apriamo il dibattito politico, come in qualche modo vi avevo accennato. Oggi giornata importante, doppia votazione alle 11 e alle 17, sicuramente sarà necessaria quella delle 17 perché, come vi ho anticipato, il centrodestra ha voluto puntare tutto, avrebbe trovato la quadra sul nome di Maria Elisabetta Casellati, in qualche modo scatenando la decisione di astensione da parte invece dell'asse Speranza, Letta e Movimento 5 Stelle. È una strategia? Che tipo di strategia è? Cercheremo di capirlo con i nostri interlocutori, che saluto e ringrazio. Partiamo da Simone Scarabella, Movimento 5 Stelle. Buongiorno Simone. Buongiorno a voi. Eccoci, Laura Puppato invece, Partito Democratico. Laura, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno, e stiamo attendendo qui in studio Claudio Borgia, Fratelli d'Italia. Allora, Simone, parto da te. Il Movimento 5 Stelle in qualche modo sta dando segnali, no, di questa spaccatura al suo interno, nelle sue decisioni che abbiamo visto in queste 5 votazioni piuttosto divisive. Allora, qual è la strategia secondo te? Come la stai leggendo? Ma la strategia interna rispetto al Movimento 5 Stelle mi è abbastanza oscura anche a me, sinceramente, in questo momento. Non sto vedendo una particolare strategia, ma un po' lo vedo in tutto il centro-sinistra, cioè si è voluto avere un atteggiamento, diciamo, attendista, aspettando le mosse di Salvini, agire di rimessa, un po' giocare in difesa nel gergo calcistico, no? E adesso vediamo se alla prova dei fatti Salvini si dimostra essere uno stratega di rara eccezionalità, o se invece questa mossa della Casellati decreterà, se va in fallimento come io credo, anche la fine della sua, diciamo, dirigenza all'interno del partito, sia all'interno del centrodestra ma sia all'interno del suo partito stesso, perché alla fine io ho come l'impressione che il ruolo da regista non è, ripeto, a meno che insomma questa sera non vengo clamorosamente smentito, se non dovesse andare in porto, insomma credo che questo sia l'ultimo tentativo che gli resterà da fare come regista della partita, diciamo, del Quirinale. Io ho forti dubbi che tutto il centrodestra voti compatto la Casellati, e salvo appunto sorprese dall'altra parte del campo, che qualcuno appunto non ci siano i cosiddetti franchi tiratori, certo, anche un cospicuo gruppo, che non è che ne bastano 5-10 in più, cioè per arrivare a 505 vuol dire che questi franchi tiratori cominciano a essere nell'ordine di una cinquantina, anche di più, insomma, vedremo. Pare che ci sia una parte tra democratici e pentastellati che sospettano che ci possa essere un patto segreto tra Conte e Salvini in qualche modo per far cadere il governo. Ma il Movimento 5 Stelle crede e vuole mantenere Draghi al suo posto? Ma credo che insomma questo governo è nato, ce lo ricordiamo tutti, dalla mossa di Renzi che ha appunto fatto cadere il governo Conte. Secondo me anche questo periodo di confusione che stiamo avendo per l'elezione del Presidente della Repubblica nasce da là. Cioè Draghi, prima di diventare Presidente del Consiglio, era il candidato in pectore a essere il prossimo inquilino del Quirinale.
entrando a Palazzo Chigi di fatto si è messo in una posizione molto molto difficile, perché sarebbe comunque la prima volta che un Presidente del Consiglio in carica diventa anche Presidente della Repubblica e questo, ripeto, si è innescato con quella mossa di Renzi e ce lo porteremo dietro anche adesso, perché comunque vadano le cose, anche se Draghi dovesse restare a Palazzo Chigi, se Draghi dovesse andare, come io sospetto, essere lui alla fine ad andare al Quirinale, e il governo non è secondo me destinato a durare così com'è oggi e sicuramente ci sarà una mossa, un assestamento assolutamente necessario, cioè a maggior ragione se adesso si spaccano per l'elezione del Presidente della Repubblica, ma anche se fossero rimasti uniti e compatti, già il solo muovere la pedina Draghi innesca tutta una serie di variabili che con questo scenario politico che abbiamo visto in questi giorni, Dio solo sa cosa ci si aspetta, insomma. Puppato, Letta oggi si è detto deluso dal centrodestra con questo gioco tra schede bianche e il nome della Casellati, che ovviamente il centrosinistra non può votare, non può voler votare. Letta ha detto cercano di dividerci. In che senso? Proviamo ad interpretare insieme queste parole. Ma innanzitutto diciamo che trovo abbastanza disprezzabile il fatto che si getti nel lagone la seconda carica dello Stato, tra l'altro mentendo in conferenza stampa, come è avvenuto poco fa, il fatto di crederci, perché una candidatura la si mette sul piatto quando se ne ha la perfetta convinzione, quantomeno, che poi non ottenga i risultati neppure del solo centrodestra sarebbe, io credo, uno schiaffo in pieno viso politicamente parlando per l'attuale Presidente del Senato. Quindi che cosa sta avvenendo? In realtà quello che leggo io è questo: il Partito Democratico in particolare ha in mente Draghi da subito e da sempre. Ha in mente Draghi per la massima carica dello Stato, che è la Presidenza della Repubblica, perché Draghi significa per 7 anni garantire l'Italia rispetto non solo al tema democratico, che è sempre un tema fondamentale in una democrazia, se vogliamo, recente e per certi aspetti ancora fragile come la nostra, ma anche essere garante rispetto a tutta una serie di realtà, quindi accordi internazionali, accordi europei, la questione relativa alla magistratura e quindi capo naturalmente del massimo organo relativo appunto alla magistratura, e una figura che dal punto di vista internazionale garantisce in assoluto debito nostro altissimo, mercati, insomma una figura di altissimo profilo, non tanto per dire, ma una figura che nella sua storia pluriquarantennale ha obiettivamente commesso ben pochi errori e si è fatta autorevolmente ascoltare. Non per caso, se lui alza il telefono, le cancellerie di tutto il mondo lo stanno a sentire. Quindi lui ovviamente per noi sarebbe l'ideale. E su questo però che cosa abbiamo verificato? Perché bisogna essere onesti. Abbiamo verificato che c'è un forte timore di una parte del Parlamento che questo non garantisca la prosecuzione di questo governo, certo, anche se quello che dovrebbero fare i politici oggi, i leader politici, non sono le conferenze stampa dove si dice tutto e il contrario di tutto, dove si buttano al fuoco come se fosse un macinino, no? Che deve continuamente emanare una sorta di vulcano, se vogliamo proprio accennare al tema del fuoco, continuamente nomi nel lagone senza tanto senso, di che chi parliamo oggi 3, domani 5. Come se non avesse rilevanza, ma signori, stiamo parlando della massima carica di garanzia dello Stato. Ma quanto italiano. credibile è secondo lei, Puppato, il nome e la candidatura di Casini? No, è sicuramente sul piatto Casini, non è ben comprensibile perché tutti lo citino e nessuno effettivamente si sia preso la briga di fare un vero conclave. C'è peraltro Letta, perché queste cose dovrebbero avvenire, ma serenamente, pacatamente, tra leader politici che si chiudono in una stanza e cercano di valutare i pro e i contro di ogni nome. Questo è fare bene il servizio al Paese, andando ciascuno a spogliarsi per un attimo della propria casacca, cercando di individuare la figura di massima popolarità, garanzia e capacità anche di mantenere insieme il Paese. Poi
il passo successivo, o forse addirittura quello precedente, se la scelta ricade su Draghi, dovrebbe essere quello di dire: bene, manca un anno alla fine di questa legislatura, quale tra le figure che oggi sono, diciamo, pacificamente disponibili perché già ministri di questa Repubblica, oppure eccezionalmente individuando una figura esterna, quale può essere un ottimo candidato del Presidenza del Consiglio che possa governare soprattutto, sappiamo, il tema del PNRR e di tutta la questione attinente all'economia del Paese. Quindi veramente mi sembra che questa schizofrenia salviniana oggi stia facendo danni in misura ancora superiore ai precedenti ed è frutto di una confusione mentale davvero spaventosa per un leader politico. Allora chiediamo a Borgia, perché però è Fratelli d'Italia, non Lega, però insomma di aiutarci a capire il gioco, ma uso questo sostantivo così, insomma, in qualche modo per riassumere, del centrodestra, dalle schede bianche al nome della Casellati. Beh, intanto buongiorno a tutti, la ringrazio per l'invito. No, intanto, come lei sa, insomma, noi non siamo abituati a giocare, abbiamo un alto senso delle istituzioni e soprattutto le rispettiamo. Detto questo, purtroppo però nel momento in cui non c'è una maggioranza assoluta e c'è una maggioranza relativa, faccio presente che gli amici del PD e dei 5 Stelle non hanno la maggioranza relativa, anche se si comportano come tali. È difficile cercare di trovare una quadra non avendo appunto la maggioranza assoluta, soprattutto con le forze che in questo caso sono il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, che boicottano qualsiasi nome venga fuori e venga fatto dal centrodestra, perché per il centrosinistra purtroppo è così da sempre, il nome di alto profilo da loro indicato, da loro, come dire, accoglibile, diciamo, deve essere o di centrosinistra o deve essere un tecnocrate. Queste sono le due alternative, perché io non riesco ancora a capire come si facciano a porre dei veti su delle personalità di spicco. Ne faccio una su tutte, che non è un politico, Carlo Nordio. Io tra l'altro sono un estimatore del dottor Nordio, un magistrato esemplare, un liberale d'altri tempi, un servitore dello Stato integerrimo, e non so come abbiano potuto dire che era inaccoglibile. Ecco, questo è un esempio su tutti. Siamo arrivati alla Casellati, quindi una scelta su nome politico, perché tutti i nomi proposti non vengono accolti. Perché il PD, adesso lo dico perché l'ha appena detto Puppato, ma in qualche modo è una definizione del PD, perché il PD ha definito la Casellati l'agnello sacrificale allora? Se invece per voi è il candidato forte? Ad oggi i leader del centrodestra hanno scelto la Casellati perché credono che ad oggi potrebbe essere un nome che all'interno del Parlamento riunito, quindi dei 1009 grandi elettori, possa raccogliere più consenso del solo centrodestra. Non è nessun agnello sacrificale, è un dato, cioè cerchiamo di portare un nome che possa, come dire, andare oltre la maggioranza relativa, e facciamo un nome, lo mettiamo sul tavolo e lo votiamo. Dall'altra parte c'è, come sempre, un muro, c'è un muro su qualsiasi nome. Il nome deve essere addirittura sono disponibili a candidare e a sostenere uno come Casini, che con la loro storia ha poco a che fare, ma visto che ci hanno governato negli ultimi 10 anni, gli hanno anche dato un collegio sicuro insomma qualche anno fa, l'importante non sia di area di centrodestra. Ma la convergenza su Casellati è stata una convergenza facile? Perché è arrivata comunque dopo, siamo alla quinta votazione, no? Allora, io ovviamente non sono nelle riunioni, però immagino che sia complicato lavorare con persone con cui non si può discutere, no? Perché non si riesce a trovare una quadra. È stata complicata, cioè arrivare alla Casellati. La Casellati, per dire, è la seconda carica dello Stato.
come si fa a non votarla? Cioè, è il contrario di quello che dice la senatrice Puppato, e soprattutto, se non va bene la Casellati, perché dovrebbe andare bene Draghi? Scarabelli, perché non va bene la Casellati? Scarabelli, ce l'abbiamo? Sì, eccoti Simone, perché? Sì. No, perché facendone anche solo una questione di metodo, tu non puoi buttare là un nome un'ora prima che inizino le votazioni con la scusa, diciamo, il ragionamento, siccome la seconda massima carica dello Stato ti deve andare bene. Cioè, è un ragionamento che essere buoni giudicherei solamente infantile, ecco, essere buoni. Non può funzionare così, cioè, stiamo parlando delle elezioni del Presidente della Repubblica, come minimo si dovevano veramente fare una riunione tra i leader che hanno i numeri più rappresentativi in Parlamento e decidere insieme, cioè finché non vedo una conferenza stampa congiunta centrodestra e centrosinistra che annunciano un nome, tutti questi nomi qua, che li faccia una parte o che li faccia l'altra, sono buttati così nel cestino, ripeto, per essere così eleganti. E avere fatto questo errore con appunto la seconda carica dello Stato la metterà in forte imbarazzo nel momento in cui verrà bruciata, perché io non penso che possa continuare a fare il ruolo del Presidente del Senato, appunto, se i numeri dimostreranno che non saprà raccogliere neanche il voto sicuro dei colleghi di centrodestra. Quindi essere arrivati a questo livello di scherzo, di gioco, di burla, di teatrino, ecco, fa veramente il chiaro segnale del basso livello che stiamo raggiungendo durante questa elezione del Presidente, cioè di serietà, parlo di serietà, poi non sto a disquisire sul nome. La Casellati, siccome è stata eletta come Presidente del Senato, non è il nome il problema, ma è anche una questione di metodo che in questa occasione non è un secondo piano, anzi viene prima del nome. Prima del nome dobbiamo stabilire le regole del gioco. Se le regole del gioco non sono ancora state definite, perché anche ieri sera, non più tardi ieri sera, il centrodestra si è riunito, almeno da quello che abbiamo appreso, per discutere il metodo. Ma se arrivi alla quarta votazione che neanche all'interno del tuo campo non hai stabilito le regole, cioè io credo che veramente siamo qui a perdere tempo. Quindi il metodo del Movimento 5 Stelle invece qual è? Discutere tra, siccome ha detto giustamente Borgia, nel centrodestra, nel centrosinistra stiamo parlando di maggioranze relative, nessuno ha appunto i numeri per riuscire a eleggere da solo, per imporre il proprio nome. L'unico metodo è quello di parlarsi insieme, tirare fuori, come ha detto anche prima la Puppato, ognuno dice le sue aspettative, i suoi criteri e si deve prendere una scelta condivisa, cioè questa volta non c'è altro metodo che possa tenere, salvo, ripeto, che qualcuno non faccia accordi sotto banco o tradimenti più o meno decorosi o non so come li vogliamo definire, che saltino fuori veramente delle sorprese dall'altra parte del campo. Però io credo che anche il centrodestra, visto che la regia finora è stata condotta da Salvini, non siano tutti disposti, insomma, ce ne sono tanti che vogliono fare lo sgambetto a Salvini. Già solo questo mette la Casellati in un scenario veramente triste. Borgia, lei condivide questa visione da parte di Scarabelli del centrodestra, cioè dove dentro c'è già qualcuno che in realtà fa finta che ci sia la leadership di Salvini, che sta mandando avanti Salvini, però insomma che nel centrodestra... Guardi, siamo persone serie, il centrodestra è unito da più di 20 anni, lavoriamo insieme in amministrazioni comunali, regionali, abbiamo governato, per cui sono loro che provano ogni volta a cercare di creare e di dividerci, ma non ci sono mai riusciti. Ad oggi il leader è Salvini, perché ha i numeri in Parlamento, perché non parliamo ovviamente di sondaggi, non parliamo di insomma quanto potrebbe prendere ogni singolo partito, ma parliamo di voti in Parlamento. Ad oggi è Salvini, è stato dato mandato a Salvini di fare il leader della coalizione, dopodiché se ogni volta che si fa un nome il gioco della sinistra è dire no,
no, e poi dicono a noi di non essere seri, mi sembra che c'è qualcosa che non va. Poi ricordo che oggi siamo arrivati alla quarta votazione, se non sbaglio per il Presidente Leone ce ne vollero 23, per cui però come siamo dire, in un altro momento ecco, storico, l'Italia ha bisogno di accelerare. sì, ma l'Italia ha bisogno di accelerare, e da parte dei insomma, chiamo opposizione, certo, nel senso che non hanno la maggioranza relativa, non c'è apertura di nessun genere, cioè il nome lo vogliono fare loro. Puppato, secondo lei questa onda lunga che continua a spingere Mattarella è un ostacolo per la per Draghi? Ma Mattarella ha dato la sua indisponibilità e sono piuttosto convinta che rinuncerà con molta fatica a questa sua scelta, però vorrei entrare nel merito di quel che è stato detto, perché secondo me è incredibile, nel senso che le dichiarazioni non contano nulla se non sono suffragate dai fatti, e io guardo i fatti. Allora, dire che il centrodestra sono 20 anni che è unito, quando abbiamo un governo in cui Fratelli d'Italia per l'appunto è in opposizione, è un governo che dovrebbe anche per serietà essere composto da partiti politici che si riuniscono per svolgere la loro massima funzione, che è l'elezione del Presidente del Quirinale, quindi del Presidente del Quirinale, quindi del Presidente della Repubblica. Cioè, mi sembra, come dire, di una contraddittorietà pazzesca. Poi fare nomi nelle conferenze stampa, sui giornali, ma signori, ma non stiamo zappando i campi qui, Stiamo facendo una cosa delicatissima, serissima, utilizzando tra l'altro continuamente, che questo lo trovo irriverente, continuamente nomi di figure che potrebbero essere tranquillamente papabili per il ruolo, ma che vengono tranquillamente sprecati a destra e a manca, sovrapposti, interconnessi con altri, come se non avessero nessun valore. Ma la vogliamo smettere? È proprio una questione di serietà nella esecuzione, diciamo, di questo procedimento che è l'elezione della massima carica dello Stato, che non rappresenta quella serietà di minima che dovrebbe avere una leadership della destra. Ma io su questo trovo indecoroso, indecente che si continui a dire ma noi abbiamo fatto i nomi anche di questo, di quello, di quell'altro, di quest'altro, ma stiamo parlando della Presidenza della Repubblica, dobbiamo condividerli perché non abbiamo i numeri, lo diceva giustamente Scarabelli. Cosa non le piace di Casellati? Ma Casellati, se posso permettermi, è stata votata dal 75% del Senato 4 anni fa durante la nascita di un governo giallo-verde, cioè era stata indicata a quel ruolo a seguito della costruzione, sappiamo, di quel governo anomalo composto dai 5 Stelle e dalla Lega sostanzialmente, che ha portato poi a quello che sappiamo con la scivolata di Salvini, necessità di andare poi a cambiare anche radicalmente, diciamo, il modello di governo. Ora, Elisabetta Casellati, in questi 4 anni, che tipo di valutazione, no? Che tipo di posizione ha assunto rispetto a questioni fondamentali? Allora, la sua storia già di per sé non era esattamente una storia facilmente votabile. Ci ricordiamo tutti che ha deciso in maniera davvero incredibile e non rispettando esattamente i canoni della dignità e dell'onore che competono a un parlamentare, di andare a votare a favore del fatto che la povera Ruby fosse la nipote di Mubarak. Si è poi scoperto che era purtroppo semplicemente una ragazza fragile che si prostituiva a Berlusconi. Poi è andata di fronte al Tribunale di Milano ed si è contrapposta a quella che era la nascita, diciamo, di procedimenti nei confronti legittimi, perché la magistratura purtroppo ha la sua autonomia, piaccia o non piaccia, nei confronti dell'allora presidente Berlusconi. Quindi anche in questo caso si è contrapposta addirittura all'altro massimo organo dello Stato, che è la magistratura. Poi vogliamo andare avanti? Borgia, un secondo, Puppato. Alla luce, mi perdoni Puppato, ma alla luce delle cose che sta dicendo Puppato, Borgia, non è stato un po' rischioso proporre il nome di Casellati? Era evidente che il centrosinistra non avrebbe potuto, proprio alla luce di queste cose che insomma, sono insindacabili, no? 24 aerei utilizzati nel corso dell'ultimo anno. Ecco. È simpatico. Volentieri è simpatico che la senatrice
è la figura di destra più lontana dal popolo, tra l'altro. Se vogliamo rappresentare la figura del Presidente della Repubblica con un sentire anche umano molto vicino alla realtà del popolo, ma questa è veramente una figura, se vogliamo, privilegiata e che si bea di questo privilegio in maniera anche un po' sfrontata. Allora, un attimo che facciamo rispondere a Borgia, allora. No, guardi, fa sorridere che vadano a vedere i voti parlamentari, vadano a fare le pulci quando conviene a loro. Quando invece c'è da spartirsi le poltrone e governare insieme a Forza Italia, però corrono ad allearsi, no? Il PD fa, come dice la senatrice Puppato, fa le pulci su tutto, poi però quando bisogna cercare di spartirsi le poltrone, loro le pulci non le fanno, se le dimenticano. 20 anni di anti-berlusconismo se lo sono dimenticati. Dopodiché abbiamo avuto, e io ho rispetto per tutti i presidenti della Repubblica a prescindere dalla loro storia, abbiamo avuto un presidente della Repubblica che ha sostenuto per un periodo storico le invasioni sovietiche, per cui adesso fare le pulci a tutti quanti, insomma, mi sembra... Era un nome un po' rischioso, sicuramente sarà stato, come dire, interpretato dal PD come un nome rischioso, ma se il centrodestra ha pensato bene di proporla dopo una miriade di no, io vorrei capire per quale motivo, per esempio, il dottor Carlo Nordio non poteva essere un nome spendibile. Letta ha detto che assolutamente non era un nome condivisibile, di condivisione. Vorrei capire nel merito, chiedo alla senatrice Puppato per quale motivo, per esempio, il dottor Carlo Nordio non poteva essere un candidato presidente, per quale motivo c'è stato il loro no. Ecco, Puppato ci risponde, poi velocissimamente Scarabelli, dobbiamo andare in pubblicità. Perché no, Nordio? Che lei conoscerà bene, immagino. Ma sì, ma perché è stato un magistrato, come ce ne sono moltissimi altri che hanno svolto quella funzione anche con molta autorevolezza e molto coraggio. Ma stiamo parlando della massima carica dello Stato, deve avere... non abbiamo avuto magistrati che hanno fatto i presidenti della Repubblica? Non credo proprio. Abbiamo la necessità di individuare una figura che sia innanzitutto da convenire. Cioè, chiariamo questo concetto perché altrimenti non ne usciamo. Allora, convenire vuol dire che mettiamo sul piatto i nomi e di ciascun nome valutiamo una serie di aspetti che possono risultare positivi, negativi, e in base a questi aspetti si ritiene insieme come coalizione, tra l'altro Fratelli d'Italia non c'è perché non è parte di questo governo, per la sua strada anche con la candidatura appunto di Crosetto e di non so chi altri. Allora, il tema è che i partiti che svolgono una funzione in questo governo, anche perché, ripeto, non ho neanche, diciamo a oggi, ho ancora una speranza anche sul tema eventualmente dell'attuale Presidente del Consiglio come candidato al Quirinale. Quindi vorrei veramente che avessimo la forza, per una volta, di non fare semplicemente uno sfoggio delle nostre volontà individuali in relazione a coloro che piacciono a noi, perché io personalmente voterei volentieri Anna Finocchiaro e ritengo che per storia politica, perché è stata magistrato ma è stata anche molto ministro, è stata eccellente presidente della Commissione Costituzionale, per esempio. Quindi sì, io la voterei volentieri, ma capisco se c'è una destra che non la vota. Quindi vorrei anche capire se c'è veramente la possibilità di riunire queste teste, che sono i leader dei nostri gruppi politici che appartengono allo stesso governo, almeno loro, e si mettano onestamente e seriamente ad individuare un nominativo che per caratura, ripeto, per caratura, dignità costituzionale e qualità di garanzia per il Paese rappresenti questa Italia nel mondo, possa rappresentarci bene. Allora, Scarabelli, ci perdoni, dobbiamo davvero andare in pubblicità, poi ripartiamo da lei, anche perché in realtà si punta su Draghi, ma perché la paura è che Draghi con le elezioni, visto che insomma tra poco siamo in campagna elettorale del 2023, possano riuscire a essere sostenuto da una grande maggioranza parlamentare, quindi dal punto di vista politico è più sicuro avere Draghi al Quirinale piuttosto che mantenere ora come capo del governo. Quindi cercheremo anche di capire questo. Tra pochissimo pubblicità e poi di nuovo dibattito politico, e ci colleghiamo anche con Lucio Zanato da Padova perché questa mattina è la vernice della nuova mostra di Goldina. Tra poco.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Pressione in lieve calo, ma tempo sempre stabile sul nostro territorio. Non sono attesi sconvolgimenti dal punto di vista meteorologico. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 28 gennaio evidenzia una situazione del tutto tranquilla. Come accade da giorni, nelle ore più fredde cielo grigio con qualche nebbia nelle aree di pianura. Localmente potrà persistere un po' per tutta la giornata, specie sulle aree sudorientali della regione. A seguire nuvolosità in diminuzione con ampio soleggiamento. Temperature stazionarie con variazioni di carattere locale, minime tra -3 e 2 gradi, massime tra 5 e 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, locali addensamenti anche qui inizialmente, ma col passare delle ore avremo più sole. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo, asciutto e stabile, con cielo soleggiato e in prevalenza sereno. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. 13:41, ben ritrovati con prima edizione, dibattito politico sull'elezione del Presidente della Repubblica. Allora io devo salutare Laura Puppato che ci deve lasciare, la ringrazio molto. Laura, vuole dire insomma l'ultimissima battuta, che cosa succederà oggi alle 17? Perché si va alle 17 secondo lei? Ma penso che non accada nulla di speciale. Già Salvini considerava diciamo, lo scrutinio di stamattina totalmente inutile perché riteneva che il pomeriggio sarebbe stato impegnato nell'individuazione di un altro candidato. Penso che quando finirà questo gioco al massacro sarà sempre troppo tardi, ma comunque sarebbe molto gradito a tutto il Paese se i leader si riunissero e riuscissero a mettere obiettivamente nella loro disponibilità ciascuno la volontà di dare il meglio a questo Paese per la massima carica dello Stato. Stiamo davvero dando con troppa leggerezza poco valore a ciò che sta avvenendo e questo dispiace, onestamente. Grazie Puppato, grazie per essersi collegata con noi, le auguro una buona giornata, arrivederci. Grazie ascoltatori, arrivederci. Arrivederci. Borgia, ci attenda un attimo, dobbiamo andare da Scarabel. Scarabel, pare che Di Maio in qualche modo rispetto a Conte voglia immagini di poter sponsorizzare Draghi per il Quirinale per poter provare a gestire e formulare un nuovo governo. Cioè nel 2023 la strategia del Movimento 5 Stelle è compatta. Qual è, ad esempio, c'è ancora un'influenza di Grillo in questo senso? Veramente non ho elementi per capire questa cosa. Da quello che vedo non noto non lo vedo granitico. Sicuramente all'interno del gruppo parlamentare ci sono evidenti spaccature, insomma. Non so sinceramente come riusciremo ad arrivare all'impegno, se appunto ammesso che arriviamo al 2023 con questa legislatura, vedo che si devono fare assolutamente degli aggiustamenti, insomma, o si definisce la leadership di Conte sul granito, altrimenti chi non è contento di questa leadership dovrebbe farlo alla luce del sole e non agire o usare l'occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica per fare la conta, insomma. Quanto importante è, secondo lei, quanto importanti sono i numeri del gruppo misto? All'interno del gruppo misto sono confluiti molti pentastellati usciti dal Movimento 5 Stelle. Sì, dico questo, poi anch'io purtroppo vi devo lasciare, devo tornare alle mie occupazioni.
Ma sicuramente abbiamo perso un centinaio di parlamentari, diciamo, o se vogliamo dirlo in un'altra maniera, abbiamo donato al gruppo misto la più grossa compagine che si sia mai vista nella storia, perché comunque siamo arrivati in Parlamento riscuotendo un successo che nessuno si era neanche lontanamente immaginato prima delle votazioni del 2018, e avendo grandi numeri è anche facile che statisticamente capitassero da noi questi incidenti di percorso, insomma. L'ultima battuta che faccio sulla partita, insomma, del Presidente della Repubblica, quello che vedo ad oggi, l'unico scenario che secondo me, ma lo dico proprio a livello personale, possibile, per quanto improbabile, sia comunque Draghi alla Presidenza della Repubblica, perché non vedo al momento altri nomi capaci di raccogliere da entrambe le parti i numeri per aspirare a questa carica. E nel momento in cui si aprirà la partita della Presidenza del Consiglio, perché appunto è inevitabile, alla fine potrebbe essere che Conte ritorni a fare il Presidente del Consiglio. Con un asse col Partito Democratico? Ma perché alla fine è l'unica figura che ha governato sia con Salvini sia col Partito Democratico, e quindi potrebbe essere appunto che ci sia, diciamo, nel senso, nell'eccezionalità del momento che stiamo vedendo e col poco tempo che ci rimane alle prossime votazioni, che ci sia, diciamo, un perdurare di un governo misto con Lega, PD, 5 Stelle e io credo anche una parte di Forza Italia. Insomma, è una lettura interessante, il Conte 1 più il Conte 2. Mettiamo il Conte 1 e il Conte 2. È una lettura interessante. Simone, grazie per essersi collegato con noi. Simone Scarabel. Grazie a voi. Arrivederci, buona giornata. Beh, allora, Claudio Borgia. Conte 1 più Conte 2, Draghi al Quirinale, che è uno scenario... Le stavo per dire fantascienza, però è più opportuno dire horror, perché se io penso al governo... Sì, perché Fratelli d'Italia non c'è mai stato. No, noi non ci siamo mai stati perché, come dire, non siamo abituati a sederci con le forze politiche in un governo dove non abbiamo nessun valore ideale di condivisione, per cui abbiamo sempre detto mai con PD, mai con 5 Stelle, e sarà sempre così. Ma se io penso al governo precedente, quello di Conte, e alla gestione della pandemia durante quel governo, insomma, mi si drizzano i pochi capelli rimasti in testa. Perché Draghi no? Perché non volete tornare a votare voi? No, Draghi immagino che possa essere preso in considerazione, lo ha detto Giorgia Meloni, nel momento in cui si va a votare, cioè se si sceglie Draghi bisogna andare a votare, vede? Perché se no, se propongono Conte o propongono, come dire, dei candidati che sono impresentabili, è meglio andare a votare, perché se dobbiamo mettere uno che ha già fallito come Conte, allora bene Draghi Presidente della Repubblica se come dire, i leader si mettono d'accordo, ma si va subito a votare, cioè questo ha detto Giorgia Meloni, per cui nel momento in cui invece vogliono avere la botte piena e la moglie ubriaca, non funziona così, non si può avere capra e cavoli. Perché Puppato ha detto prima, stanno già pensando a un nuovo candidato da proporre per il centrodestra per la votazione delle 17? Perché stiamo cercando di fare tutti gli sforzi possibili per trovare un nome che possa andare bene anche a, come dire, chi di centrodestra non è, quindi penso al gruppo misto per esempio, un nome che possa essere condiviso. Guardi, io purtroppo l'ho già detto, il mio presidente ideale è Carlo Nordio, cioè io insomma chiunque sarà, insomma, o Carlo Nordio o poi ovviamente se fosse un nome politico insomma Guido Crosetto sarebbe, come dire, il nostro nome migliore, però insomma, come le ho detto dal primo giorno, da prima che venisse fatto, io speravo che Fratelli d'Italia facesse il nome del magistrato Nordio, per cui insomma che ricordo non ha nulla a che vedere con la cultura della destra italiana, attenzione,
noi lo scegliamo per quello che ha dimostrato sul campo, nel suo lavoro, sulle sue qualità personali, sui suoi ideali, sui valori. Ecco. C'è un po' la sensazione, mi perdoni, io provo a mettermi dalla parte dei telespettatori, di chi sta seguendo questa partita da giorni, c'è un po' la sensazione che si sta attendendo, la gente attende a chi mollerà prima, nel senso chi molla prima, chi cede prima, perché è un braccio di ferro. Guardi, conosco Giorgia Meloni da quando sono ragazzino, perché era il mio presidente nazionale dei giovani di Alleanza Nazionale, io ero il presidente di Treviso dei giovani di N, e non è una che cede, non molla, cioè se loro pensano di portarla, come dire, allo sfinimento, non conoscono Giorgia Meloni. Dopodiché se invece gli alleati Salvini e Berlusconi ad un certo punto mollano loro noi, come è capitato in passato, questo non lo posso sapere io, la mano sul fuoco la metto solo per la mia leader Giorgia Meloni, che conosco non bene, strabene, e so che insomma è dura per loro. Qui la questione è capire quale sarà la mossa della Lega, come è stata un po', infatti ci spiace non essere riusciti ad avere un rappresentante della Lega, perché potrebbe essere un po' come è accaduto per Draghi, che in qualche modo la Lega ha deciso di sostenere questo governo, cosa che invece Fratelli d'Italia ha scelto di non fare. Potrebbe accadere questo? Ma io non lo so, nel senso bisognerebbe chiederlo ai leghisti, a Salvini. Purtroppo la storia ha insegnato che talvolta è capitato. Devo dire anche una cosa, insomma, faccio un appello alla Lega Forza Italia. Spero che questa sia una dimostrazione plastica di come di qual è il vero rapporto con il PD e con il centro-sinistra. Quando al PD fa comodo dividersi le poltrone, allora Lega e Forza Italia sono dei bravi interlocutori, sono dei buoni interlocutori. Quando il presidente Berlusconi, o meglio il centrodestra, indica nel presidente Berlusconi un possibile candidato, allora alzati cielo, no? Come si suol dire. A noi interessa fin là, però che lo capiscano, cioè sono degli affidabili alleati, cioè il governo Draghi e la maggioranza del governo Draghi è una maggioranza affidabile, leale tra di loro? Secondo me no. Io ancora non capisco cosa ci facciano in quel governo, sinceramente. Però... A questo punto io approfitto degli ultimi minuti che abbiamo a disposizione, visto che siamo io e lei. E mi fa piacere. Ecco. Allora io faccio un passo in avanti, nel senso, siete stati gli unici a non appoggiare il governo Draghi come Fratelli d'Italia, ma cosa ne pensa di come la sta gestendo adesso, no? Con questa pandemia, Green Pass, non Green Pass, obbligo vaccinale ai 50 anni. Adesso, avendolo visto lavorare e gestire la pandemia, cosa ne pensa? Lo promuove? Guardi, sicuramente rispetto a Conte c'è stato, come dire, un cambio di passo. Per esempio il figliuolo è stato un'ottima scelta, devo dire la verità, però alcune scelte, come dire, soprattutto sul Green Pass sono, come dire, alquanto, come dire, che mettono in difficoltà, no? Nel senso, si è creata una spaccatura nel nostro paese ed è una cosa, come dire, sgradevole, nel senso che dovremmo essere un popolo unito. Alcune di queste norme, soprattutto anche la scelta dei ministri, ecco, pensare di riconfermare Speranza sia stato un errore, quindi alcune scelte sono state insomma non condivise da noi assolutamente, e glielo dice uno che è a favore dei vaccini. Io mi sono vaccinato, ho preso il Covid, ho avuto tra l'altro, come dire, il papà che ha rischiato perché è stato ricoverato e era un passo dalla terapia intensiva, quindi so cosa significa. Non sono assolutamente un Novax, sono per la vaccinazione, sono per la scienza, però mi rendo conto e mi metto nei panni di chi ha paura, cioè di quelli che non si vaccinano non perché sono dei Novax e trovano ogni pretesto per discutere, ma quelli che hanno semplicemente paura, oppure hanno delle patologie, oppure, sa,
c'è tanta confusione, non c'è stata una chiarezza comunicativa. Le faccio un esempio banalissimo, stupido. Questo però non è un problema del governo. Sulla comunicazione sì, cioè su fare un'operazione comunicativa importante e cercare di spiegare realmente gli effetti positivi del vaccino, perché è importante fare, creare dall'oggi al domani il Green Pass e potenziarlo, il Green Pass, il Super Green Pass. Tra l'altro una cosa che secondo me è sbagliata è quella del controllo. Per esempio il controllo lo devono fare gli esercenti adesso, con tutto rispetto, con tutto quello che hanno sofferto gli esercenti. Adesso so che moltissimi commercianti hanno una persona dedicata a fare il controllo del Green Pass. Adesso insomma alcune scelte sono state fatte, molto, molto male. Dopodiché insomma i miglioramenti comunque rispetto al governo Conte voi qualcosina si poteva solo migliorare, attenzione, perché il governo Conte è veramente stato un deserto dei tartari e soprattutto sotto il profilo proprio operativo. E poi quello che io e il partito che rappresento auspichiamo è di andare a votare. Non capisco perché in questo paese, quando le cose non vanno, non si possa andare a votare, sembra una bestemmia. Meglio andare a votare e far scegliere agli italiani, questo secondo me è, e soprattutto, e chiudo, questa settimana ci dovrebbe far capire che è ora di far scegliere il Presidente della Repubblica ai cittadini, agli italiani, e quindi di fare una riforma in senso presidenziale. Bisogna assolutamente fare il presidenzialismo. Ma sono preparati i cittadini, secondo lei, però, per affrontare un'elezione? Guardi, lo dice a uno che solitamente è quasi sempre nelle piccole elezioni a cui ha partecipato il più votato, a Montebelluna l'ultima volta, quindi insomma i cittadini mi hanno sempre premiato per quello che ho fatto. Io penso che i cittadini sappiano valutare, perché chi pensa che debbano governare solo le elite e non bisogna dare spazio e voce ai cittadini va in contrasto col pensiero che abbiamo noi uomini di destra. C'è un po' di pentastellato, grazie. No, poco, no, assolutamente. Grazie Claudio Borgia per essere stato in nostra compagnia, Fratelli d'Italia. Grazie a lei davvero. dell'invito, grazie a tutti. Arrivederci. Allora io vedo collegato Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora abbiamo in qualche modo appena concluso il dibattito proprio su questa elezione. Chiedo a lei la decisione di mandare avanti Maria Elisabetta Casellati da parte del centrodestra. È stata secondo lei la voglia di candidare questa persona che è all'altezza di questo ruolo, oppure, come l'ha definito Puppato, è un agnello sacrificale? Ma racconta un po' dello sconcerto che si sta percependo qui, cioè, vede, in questa situazione elettorale è del tutto evidente che il centrodestra ha il boccino in mano, cioè non ha la maggioranza assoluta ma c'ha quella relativa. Sì. E sempre nella storia dell'elezione del Presidente della Repubblica le forze politiche che avevano una maggioranza relativa erano coloro che facevano l'operazione a Kingmaker. Naturalmente l'operazione di Kingmaker va costruita, soprattutto in una situazione così instabile come la nostra, dove ha bisogno di stabilità, di certezza per uscire dalla pandemia, per mettere a terra il PNRR, eccetera. Adesso non sto qua a ripetere le cose che ci siamo già detti. Bene, non è stato fatto nulla di tutto questo. Io ritengo veramente sconcertante che Salvini ieri abbia detto ho passato la giornata a parlare con avvocati e professori universitari. Cioè, come se il Presidente della Repubblica fosse scelto andando al supermercato tra gli scaffali, prendendo il prodotto all'ultimo minuto. È chiaro che quella operazione sulla Casellati è un'operazione che racconta un po' anche, secondo me, il grado di difficoltà della destra. Salvini stretto tra la morsa dei Fratelli d'Italia, che vuole andare a votare, vuole sfasciare questa maggioranza, anche legittimamente. Secondo me non farebbe bene al Paese in questo momento, ma è legittimo che l'unica forza di opposizione provi a farla. Dall'altra Forza Italia, che dopo la morte politica di Berlusconi, cioè dopo che è decaduto dal punto di vista della possibilità di fare il Presidente, non vede l'ora di farlo pagare a Salvini,
L'individuazione della Casellati è del tutto evidente che è una forzatura non condivisa con nessuno del centro-sinistra, delle forze moderate del centro-sinistra, ed è un'operazione che probabilmente porterà Salvini a scantarsi. Senta, ma allora che cosa succederà alle 17 secondo lei? Nel senso che lo scenario che stiamo vedendo è il centrodestra propone, il centro-sinistra in qualche modo rifiuta, dunque si astiene. Alle 17 cosa succederà? Che il centrodestra ne propone un altro e il centro-sinistra si astiene? Ma vede, noi stanno succedendo delle cose veramente un po' originali, chiamiamole così. Durante ad urne aperte a mezzogiorno Salvini oggi convoca una conferenza stampa, quello che aveva fatto l'altra volta. Propone la seconda carica dello Stato senza una riunione spiegando che voleva veramente presentarla, senza andare a vedere se ci sono i voti o non ci sono i voti. Ora è evidente che la linea di pensiero che va per la maggiore è questa, cioè Salvini probabilmente per smarcarsi dalla Meloni ha bisogno di far vedere fino alla fine che ci ha provato e dopodiché alzerà le braccia e cercherà di sfilarsi da questo ruolo di kingmaker che tra l'altro lo sta, come dire, inghiottendo, perché il kingmaker poi deve portare a casa i risultati, perché altrimenti è lui il maggiore responsabile. Io vedo però uno sconcerto del Paese. Ci si fermi un attimo, si faccia una riunione davvero, basta conferenze stampa. Ci si chiuda in una stanza e si trovi un candidato o una candidata che può avere una maggioranza solida per il bene del nostro Paese per i prossimi 7 anni. Che aria si respira tra le fila del Movimento 5 Stelle? Ce lo può raccontare? Stiamo vedendo un po' di confusione, no? Tra la voglia di mantenere Draghi lì al suo posto e anche il desiderio di blindarlo per i prossimi 7 anni. E forse la paura, no, delle elezioni del 2023. Questo dovrebbe chiederlo a loro. È del tutto evidente che la Casellati, se dovesse passare, ma cosa che non passerà, ma se dovesse diventare Presidente della Repubblica è finita questa legislatura, perché una forzatura di quel livello sulla seconda carica dello Stato è di ogni evidenza, insomma, che quella maggioranza auspicata di governo che dovrebbe unirsi compattamente su un Presidente della Repubblica viene fatta saltare in maniera un po', diciamo, incosciente e irresponsabile. I 5 Stelle non lo so, vedremo. Voglio dire, se oggi dovesse emergere nello scrutinio che con solamente il centrodestra che è andato a votare dovessero emergere dei nomi nuovi o dei nomi addirittura conosciuti, non so, il presidente uscente Mattarella, quello potrebbe essere un segnale per vedere cosa fare. Ma infatti il gruppo che spinge questa onda lunga nei confronti di Mattarella, quanto sta creando problemi alla figura di Draghi, alla candidatura di Draghi, secondo lei? Ma guardi che Draghi, adesso lo interpreto, questo è il mio pensiero naturalmente. Draghi da una figura di Mattarella si sentirebbe massivamente, immagino io, rassicurato. Mattarella è stato colui. Il tema è vedere se Mattarella dalla disponibilità, finora l'ha sempre detto che non ha disponibilità, io lo rispetterei sinceramente in questa sua volontà e poi vedremo che cosa accadrà. In ultima battuta, dopo davvero la lascio, il centrodestra accusa il fatto che qualsiasi nome vi propongano per partito preso il Partito Democratico dice di no. Che risposta dà? Ma guardi, il centrodestra, cioè Salvini, sta continuando ad andare i nomi nelle conferenze stampa. Cioè Letta l'ha invitato 3 giorni fa a smettere con questa manfrina e dice ci chiudiamo una stanza e verifichiamo i nomi davvero, facciamo l'accordo e andiamo a votarlo. Nulla di ciò è avvenuto. Allora il centro-sinistra ne ha proposti di nomi informalmente, da Riccardi alla Cartabia, a Draghi, anche a Casini. Su questi è sempre arrivato l'Ignette, sempre per mezzo stampa. Cioè, ma capisce che secondo lei si può trovare una soluzione in questo modo con le conferenze stampa? Le conferenze stampa si faranno una volta trovato l'accordo, ma non preventivamente per mandare i messaggini. Certo, quindi insomma... Cioè, vede, l'elezione del Presidente della Repubblica non è un congresso interno al partito, cioè non è un modo di Salvini per salvarsi un po' dall'area, diciamola così, di Giorgetti e di alcuni presidenti della regione, perché è chiaro che se fallisce in questa missione va in grosse difficoltà e non si può scaricare sull'elezione del Presidente della Repubblica i problemi interni del partito. Prima si risolvono i problemi,
si fa d'accordo con gli alleati di governo e poi si fanno le conferenze stampa, funziona così tra persone normali. Allora noi attendiamo di capire, vedere che cosa succederà alle 17, ma insomma abbiamo paura che sarà un pochino lunga. Temo anch'io. Temo anche lei, grazie. Io spero che nelle prossime ore possiamo... Però il paese non, si sta già arrabbiando giustamente, ma le isterie sono sconcertato. Certo. Cioè non possiamo andare avanti con questa manfrina, no? Dobbiamo chiudere anche velocemente. Anche perché ne ha bisogno il paese. Grazie senatore Andrea Ferrazzi per essere stato con noi. Arrivederci. Buon lavoro ovviamente, buon lavoro. Grazie. Quello, insomma, avete sentito, nuova votazione alle 17, da oggi ogni giorno le votazioni convocate saranno 2, alle 11 e alle 17, proprio per provare ad accelerare. Allora, chiudiamo in qualche modo questa pagina, questa ampia pagina, per darvi ovviamente gli aggiornamenti anche nel corso dei nostri notiziari della sera. Vi facciamo vedere un servizio con la Coldiretti in attesa di collegarci con il nostro Lucio Zanato e poi avremo Marta Casarin della CGIL. La Coldiretti fa il punto sull'epidemia di aviaria in Veneto. I dati sono interessanti, sentite. Da 2 settimane in Veneto non si registrano nuovi focolai di influenza aviaria, ma il conto pagato dalle aziende a causa dell'epidemia è pesantissimo. Più di 270 allevamenti avicoli coinvolti negli oltre 300 focolai scoppiati tra Veneto e Lombardia, abbattuti milioni di capi. Il virus è stato molto forte, tanto che a differenza delle altre ondate purtroppo ha colpito tutte le specie, quasi tutte le specie avicole. L'epidemia ha colpito tra le province di Verona, Padova e Vicenza, dove si concentra il 40% dell'avicoltura italiana. Ci sono aziende che sono ferme da ottobre. Al momento si sta pensando a una ripartenza, stiamo ripartendo dalle zone a bassa densità, quindi zona di Rovigo, le cosiddette zone verdi. Ancora troppo presto per una stima del danno economico ingentissimo, con le aziende che ora denunciano problemi di liquidità. Coldiretti Veneto ha aperto un tavolo di confronto per studiare possibili aiuti come finanziamenti a tassi agevolati, ma anche per andare incontro a quegli allevamenti che hanno subito danni indiretti dovuti al fermo. Questi aiuti purtroppo non saranno immediati, come avevo anticipato prima, purtroppo nel 2017 questi aiuti sono arrivati dopo 3 anni. Purtroppo dopo 3 anni alcune aziende avevano già chiuso i battenti perché non ce l'hanno fatta. A questo va ora ad aggiungersi anche il caro bollette, oltre il 50% l'aumento per l'energia elettrica, quasi triplicato il costo del metano per il riscaldamento dei capannoni. In attesa di un intervento del governo, le aziende mettono in campo soluzioni tampone. Tanti si stanno praticamente mettendo insieme per fare dei gruppi d'acquisto in modo da spuntare un po' il prezzo, però più di questo non riusciamo a fare. Eccoci, allora, come promesso andiamo da Lucio Zanato per la nuova mostra di Goldin. Oggi la vernice. Lucio, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo a Padova. Mi senti? Sì, ti sentiamo bene. Ecco, allora, mi trovo qui in via Altinate, nel cuore di Padova. Dietro di me c'è il centro San Gaetano, devo dire un recupero, eccezionale di una struttura storica. Perché mi trovo qui? Perché oggi c'è stata la vernice della mostra di Marco Goldin, non tanto dedicata agli espressionisti, come siamo abituati a conoscerlo, quanto invece a una raccolta che per la prima volta viene riproposta dopo tantissimi anni. Sono 76 quadri davvero molto belli di una collezione che riguarda, diciamo così, il romanticismo visto però in chiave tedesca e svizzera. Sono dei quadri davvero particolari, sono dei quadri che immagino tu starai già facendo vedere nelle immagini che ti ho girato in anteprima, dei quadri che raccontano veramente un modo diverso e, se vogliamo, anche per certi versi espressionista, appunto dei quadri che raccontano il nostro territorio. Particolari sono queste 6 sezioni divise in 8 sale, dove ci sono dei ritratti davvero unici, tutti artisti appunto tedeschi o anche svizzeri, anche se c'è un italiano che poi appunto si è spostato in Svizzera, e appartengono a una raccolta di una famiglia che attraverso i commerci di cacao, attraverso i commerci del cotone aveva fatto fortuna, ma
ma che attraverso questa fortuna ha cercato anche di trasformarla in momenti d'arte e di cultura. Una mostra che il sindaco Giordani ha raccontato dicendo con orgoglio che si conclude questo suo primo incarico da sindaco proprio con questa mostra, gli dà molto orgoglio, anche perché ci ha confidato essere stato estremamente invidioso per un certo periodo della città di Treviso perché aveva una persona come Marco Goldin che riusciva a raccontare momenti di cultura ma anche momenti di forte attrazione turistica in una città, e lui si è sempre chiesto come mai Padova non poteva fare altrettanto, e adesso appunto sta facendo questo in questa esperienza di 2 anni appunto con il curatore trevigiano. Marco Goldin, che noi abbiamo intervistato e che proporremo questa sera, appunto ha confermato questa collaborazione che si conclude, questi 2 anni di collaborazione, peraltro non molto fortunata perché, come diceva, falcidiata dal Covid, e quindi le sue mostre hanno avuto poca visibilità per quanto riguarda i tempi, per quanto riguarda la presenza appunto di visitatori a causa del Covid, ma che proprio con questa mostra davvero particolare e unica conta di fare un bel exploit, insomma, per quanto riguarda le presenze, per quanto riguarda appunto le presenze di turisti, ma soprattutto di estimatori. A te, Anna. Grazie al nostro Lucio Zanato. Allora, Centro Culturale San Gaetano, siamo ovviamente Via Altinate nel cuore di Padova, e appunto Goldin dunque dopo Van Gogh torna a Padova. A Treviso, insomma, che l'ha conosciuta e l'ha amato, rimane in qualche modo orfana dunque di questo grandissimo curatore di mostre e in qualche modo anche autore. Grazie Lucio Zanato. Ora noi apriamo quest'ultima parte della nostra edizione straordinaria, diamo la linea a Marta Casarin. Grazie Marta per averci atteso, segretario generale della funzione pubblica della CGIL. Grazie Marta, buongiorno. Allora Marta, io con lei volevo partire dalla giornata di oggi. Oggi scioperano gli infermieri, abbiamo fatto vedere delle immagini, ora le cerco perché abbiamo le immagini degli infermieri che hanno scioperato, sono 200 che arrivano da tutto il Veneto e hanno scioperato davanti all'ospedale di Schiavonia. Le condizioni di lavoro sono difficili, ovviamente dopo 2 anni sono allo stremo. Una delle prime cose che voi avete detto è sbagliata la gestione di questa 4ª ondata. Sì, in realtà oggi lo sciopero delle sigle autonome degli infermieri, insomma, dà come dire, la continuazione di qualcosa che noi come CGIL stiamo dicendo ormai da anni e soprattutto negli ultimi 2 anni. Noi ci siamo trovati ad una 4ª ondata non preparati con un piano pandemico, con un giusto piano pandemico, e quindi i lavoratori si sono ritrovati nuovamente in grandi situazioni di sofferenza e difficoltà, con chiusura dei reparti, cambio dei turni, spostamenti dalla mattina alla sera rispetto ai reparti di loro provenienza, e quindi è chiaro che noi lo abbiamo detto già, era la fine di dicembre, insomma, mi sono resa conto poi che il direttore generale non ha accolto proprio in maniera così amorevole le nostre rimostranze, ma di fatto noi sono 2 anni e mezzo che continuiamo ad avere una situazione assolutamente complicata all'interno dell'ospedale trevigiano. Come se ne esce allora, Marta, secondo voi? Questa è una buona domanda e io non ho, come dire, la soluzione. È chiaro che questa situazione è figlia di quello che noi diciamo da sempre, quindi di una mancata programmazione regionale rispetto agli organici e rispetto a tutta una serie di professionisti che da un lato sicuramente vedono la mancanza, e penso alla questione dei medici, dell'apertura delle università rispetto ai numeri chiusi, ma anche a un disimpegno effettivo della politica rispetto a come questa sanità, e soprattutto la sanità del Veneto, può essere rappresentata, perché oltretutto noi ci siamo trovati in prima ondata già con una situazione di grandi carenze, ma quello che stiamo verificando a distanza di 2 anni è che una serie di argomenti che potevano essere sviscerati in questi 2 anni sono rimasti fermi lì. Penso alla medicina territoriale, piuttosto che all'assistenza, piuttosto che alla gestione anche delle strutture residenziali. In realtà oggi si continua a come dire, tappare un po' le situazioni emergenziali, quando in realtà si dovrebbe invece provare a stare seduti al tavolo e
provando a fare una discussione complessiva, insomma, di quello che è il sistema sociosanitario. Uno dei temi poi sono i contratti della sanità pubblica, no? Perché questa emorragia di sanitari è anche perché spesso, proprio perché le condizioni magari della sanità pubblica non sono così favorevoli, si sceglie il privato. Sì, guarda, quello che noi stiamo registrando soprattutto nelle ultime settimane è che molti professionisti della sanità pubblica stanno scegliendo il privato. Cioè si dimettono proprio dall'ospedale e vanno a lavorare nelle strutture private, perché lì è chiaro che c'è una capacità di contrattazione economica che è molto diversa. Ed è chiaro che anche i carichi di lavoro sono molto diversi, perché tutto quello che è importante viene fatto in ospedale, invece tutto quello che è minimale viene fatto nelle strutture private. Io non dimentico che comunque questa regione, nel dare a Treviso 5 milioni di euro banalmente per il recupero delle prestazioni, di fatto di questi 5 milioni 2,5 vengono dati e dirottati al privato. Detto questo, oggi noi, anche rispetto alla questione del rinnovo del contratto, abbiamo un tavolo nazionale aperto per il nuovo contratto alla sanità, che io mi auguro si chiuda in tempi brevi e che possa anche restituire, dal punto di vista non solo economico ma anche dell'organizzazione del lavoro, dignità a questi professionisti, perché il rischio è che noi continueremo ad avere delle grandi emorragie di professionisti che scelgono di andare da altre parti. Secondo lei è solo una questione di soldi, solo una questione di stipendio? O anche proprio di condizioni generali di gestione? Ma io credo che ci sia anche una questione di condizioni generali, nel senso che noi abbiamo avuto questi professionisti che in prima ondata hanno dato tutto quello che potevano, sapendo che nessuno era preparato e quindi sopportando e supportando una fase molto emergenziale. È chiaro che via via che queste fasi emergenziali sono continuate ad esistere, non ci si spiega come ancora alcune cose non siano rodate, e quindi è chiaro che se molto probabilmente anche all'interno dell'ospedale ci fossero delle situazioni o comunque un'organizzazione che è incapace di rispondere effettivamente alle esigenze dei professionisti, molto probabilmente non ci sarebbe questa emorragia che oggi noi stiamo verificando. Ieri abbiamo fatto un servizio in cui parlavamo delle liste d'attesa, no? Cioè in qualche modo si sta cercando di recuperare, proprio perché ovviamente il Covid ha portato via molte risorse, quindi ci sono un sacco di prestazioni che insomma sono ferme, e lì si sta correndo per poter garantire la sanità a tutti, insomma non soltanto ai malati di Covid. Il vostro timore, io leggevo, è un po' quello che questa responsabilità di correre per riprendere tutto l'arretrato ricada poi sul personale. Beh, ma sarà necessariamente così, nel senso che è chiaro che stiamo parlando sempre di stessi professionisti che oggi sono all'interno di un'area medica, domani vengono spostati a fare il Covid e dopodomani tornano nella loro area medica per fare e recuperare esattamente le liste d'attesa, senza rendersi conto che c'è una stanchezza endemica da parte di questi lavoratori, per cui adesso non sono più così disponibili a dire mi date anche prestazioni aggiuntive, nel senso mi pagate di più e io sono disponibile a restare, perché c'è proprio anche l'effetto stanchezza che secondo me tutti stanno abbastanza sottovalutando. Allora, Marta Caserini, le chiedo di attenderci, abbiamo pochi secondi di pubblicità e dopo, per parlare di lavoro, vorrei puntare l'attenzione sul PNRR. Ieri l'annuncio, arrivano i soldi a Treviso, tanti progetti sono finanziati. Qual è la ricaduta occupazionale? Ne parliamo tra pochissimo. Eccoci, ben ritrovati, siamo in compagnia di Marta Casarin, segretario generale funzione pubblica della CGIL di Treviso. Abbiamo parlato un po' della situazione all'interno degli ospedali, toccando insomma anche lo sciopero degli infermieri di oggi, e ora ci focalizziamo un attimo sul PNRR. Arrivano 20 milioni soltanto per la città di Treviso, il sindaco ieri ha già spiegato come verranno distribuiti, i progetti ci sono, si parte con i lavori nel 2023. Che ricaduta occupazionale secondo lei ci sarà sul territorio? Se penso alla categoria che rappresento, noi lo abbiamo detto dall'inizio, insomma il PNRR non dà risorse stabili e non dà risorse insomma per implementare gli organici, se penso a tutto il pezzo della sanità. C'è stata un'apertura sulla possibilità di assunzione del personale degli enti locali, quindi dei comuni,
per definire contratti a tempo determinato per un tempo non più lungo di 36 mesi per andare a coprire tutte quelle professionalità che oggi mancano per poter portare a termine tutti i progetti previsti dal PNRR, che ricordo avere finanze solo ed esclusivamente per progetti strutturali, quindi rigenerazione urbana e le cose di cui si sta parlando in questi giorni. Quindi tecnicamente il PNRR non dà questo tipo di ritorno, almeno per la categoria che rappresento noi non avremo una stabilità. È chiaro che questa cosa ci ha sempre preoccupato fin dall'inizio, perché in una fase come questa si poteva pensare invece di poter provare anche a fare un ragionamento diverso. Se penso a tutto il pacchetto del socio-assistenziale, insomma, e a quello che ci siamo detti fino a qualche minuto fa sulle carenze occupazionali e sulla mancata programmazione, molto probabilmente si sarebbe potuto fare diversamente. Ad oggi la situazione è che i soldi che arrivano dal PNRR servono per gestire riforme strutturali, ma non possono essere impiegate per il personale, se non per quella cosa che ho provato a spiegare prima, che però è un'apertura rispetto a come è confezionato il pacchetto economico. Certo, quindi ci saranno, come abbiamo anche scritto nel titolo, delle assunzioni a termine nei comuni, ma poi per tutto il settore appunto che lei rappresenta non vi sarà alcuna boccata d'ossigeno. Come mai secondo lei questa visione un po' miope, no, nella situazione? Io faccio un po' fatica anche qui a dare una risposta definitiva. Io penso che in questi anni, soprattutto in questi ultimi 2 anni, abbiamo e ci siamo tanto sempre riempiti la bocca della sanità, della necessità di dare i servizi al cittadino, di una sanità che funziona, senza pensare che però per far funzionare questa sanità bisogna fare degli investimenti e in realtà evidentemente raccontando qualcosa di non vero, cioè se sono io politicamente devo decidere dove metto alcune risorse e per me quello è un punto sul quale voglio aprire o riaprire un ragionamento, provo a costruirlo questo percorso. Io credo che invece non sia stato neanche minimamente pensato e se lo penso proprio a come questa regione ha gestito e continua a gestire tutto il tema sociosanitario, mi do abbastanza questa spiegazione, ma perché evidentemente non c'è una volontà politica di dire che il ruolo pubblico deve tornare ad essere centrale dentro all'organizzazione dei servizi, anche rispetto ad un'analisi di quali sono i servizi pubblici che vengono di fatto erogati dal privato, con una discussione secondo me che potrebbe essere fatta e che questo tempo ci avrebbe permesso di fare. Senta, sempre nel suo ambito, quindi in ambito sanitario, allora una cosa che ancora forse non si è ben capito e anche con l'INPS si sta facendo molta fatica è che è stato prorogato il congedo Covid fino al 31 di marzo. Questa è una cosa importante perché ci sono tantissimi ragazzi, bambini in quarantena che non possono essere lasciati soli, sono a casa e quindi i genitori devono prendere il congedo Covid. Questa è una proroga, tra l'altro il 31 marzo è anche una data così, insomma, un po' azzardata forse, no? Sì, forse è un po' azzardata. Allora, io mi auguro e auspico che il 31 maggio sia la data, però ne stiamo parlando talmente tanto che potrebbe non esserlo, considerato come stanno andando le cose. Dopodiché sì, c'è stato l'allungamento della possibilità del congedo Covid. Io ricordo che in prima battuta tutto il pezzo socio-sanitario era escluso dalla possibilità di prendere questo congedo, nel senso che in primissima ondata questa cosa non era possibile, adesso in realtà questa cosa chiaramente l'hanno aperta e l'hanno estesa. È chiaro che questa possibilità che è sacrosanta, perché poi insomma il combinato disposto tra la gestione delle quarantene nelle classi, perché poi il tema è assolutamente quello, e anche quello che succede all'interno delle strutture ospedaliere, fa sì che ci siano lavoratori che stanno facendo la richiesta rispetto a questa cosa qui, che aumenta le difficoltà poi di chi poi resta in servizio, però è chiaro che rischiamo di mettere accanto dell'esercizio comunque di un diritto che deve essere comunque garantito per tutti i lavoratori e per tutte le lavoratrici. Senta, sono praticamente 2 anni che viviamo in uno stato di emergenza.
Sì. Che conseguenze ha questo secondo lei? Anche nella gestione, ad esempio, ci sono settori che non hanno il rinnovo del contratto da anni. Noi contiamo questo stato di emergenza, lo stiamo facendo pagare anche a questi lavoratori. Beh, allora io quello che noto, guardi, ne parlavamo neanche tanto tempo fa con qualche collega, al netto del cambio dell'approccio proprio alle cose che le persone hanno, e questo stato di emergenza in realtà secondo me ha acuito una serie di difficoltà. Poi noi ci siamo sempre detti che la pandemia avrebbe preso tutti indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza, perché sarebbe stata trasversale. Io in realtà quello che registro, la verità, è l'aumento delle diseguaglianze. Ed è un tema anche il rinnovo dei contratti e come la perdita del lavoro per il mondo femminile, che ha schizzato alle stelle a percentuali importanti, anche proprio con donne che scelgono a un certo punto di dire io non sono in grado di gestire tutto e quindi faccio un passo indietro, anche rispetto non solo ad aziende che ipoteticamente possono aver chiuso o abbassato la produttività e la produzione, ma proprio perché dal punto di vista della gestione del welfare e del sostegno del welfare qualche problema c'è stato. Quindi è chiaro che quello che ci consegna questa pandemia, ma non è la prima volta che questa cosa noi la diciamo, è la necessità di ripensare a come lo Stato e a come il servizio pubblico può essere garante rispetto ad alcuni servizi, non solo quando ci sono le emergenze, ma dentro a un'idea strutturale di paese e di sistema, per provare a dare le risposte a quei soggetti più fragili, che sono sicuramente gli anziani da un lato, le donne dall'altro, perché davvero questa pandemia, io leggevo una serie di cose anche prodotte dall'Unione Europea, insomma le donne sono coloro che sono state assolutamente più è stato più marcato, insomma, la difficoltà adesso, poi oltretutto di rientrare oggi e quello che sarà un domani il loro rientro nel mondo del lavoro. Quindi questa pandemia, mio malgrado, quando ci dicevamo andrà tutto bene e saremo migliori, lo leggo spesso, forse non è vero che siamo migliori, ci lascia dei buchi e secondo me consegna alla politica una responsabilità molto alta rispetto all'idea di paese e rispetto all'idea di che Stato noi vogliamo che rappresenti questo paese. Nella speranza, Marta, che questa elezione del Presidente della Repubblica, ne abbiamo parlato fino adesso, a proposito anche di questi temi, avvenga il prima possibile allora, no? Perché... Sì, c'è la speranza che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di tutti e che non si giochi, ecco, con i posizionamenti politici, ma si abbia davvero un'idea di paese che è in difficoltà, perché comunque noi, che ci piaccia o non ci piaccia, siamo un paese in difficoltà. Grazie Marta, grazie per essere stata in nostra compagnia. Marta Casarin, CGIL. Grazie a voi. Arrivederci, ciao. Arrivederci, buon lavoro. Allora, a proposito di politica, in chiusura vi facciamo vedere il servizio della redazione di Padova, perché è stata ufficializzata la candidatura della persona che andrà a sfidare Sergio Giordani per le prossime comunali. È Francesco Peghin. Nessuna intervista, almeno per ora. Una campagna elettorale che prenderà il via domenica in forma diversa e non in presenza. Il Covid non lo permette. Francesco Peghin scioglie ogni riserva e scende in campo, affidando l'ufficialità della sua candidatura, nota da mesi in città, a un comunicato. Mancano poco più di 4 mesi alla scadenza dell'attuale amministrazione comunale di Padova. La città, che chiede di ripartire dopo anni di problemi non risolti e difficoltà economiche e sociali generate dalla pandemia, ha ora un'alternativa concreta di governo completamente nuova. Domenica prenderà infatti avvio ufficialmente la campagna elettorale di Francesco Peghin per diventare il nuovo sindaco dei padovani, che vogliono una città alla loro altezza e all'altezza del futuro che meritano tutti, a cominciare dai giovani. Nessuna frase in prima persona, l'annuncio di una partenza diversa, a distanza, precisa lo staff, e in una forma che si scoprirà. Imprenditore, presidente di Confindustria nel 2007, presidente del Museo della Medicina, una passione per lo sport che lo ha portato alla guida di Assindustria Sport nel 2002, Peghin si racconta soprattutto come padre e marito. Una candidatura discussa nel fronte del centrodestra, che la sta supportando da mesi, oggetto di una discussione all'interno
all'interno di quello che potrebbe essere il partito di riferimento, la Lega, con dissidi e malumori alla base della possibile espulsione del sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Una candidatura che trova l'appoggio delle forze moderate della coalizione. Beghin ha però scelto di dare il primo colpo di clacson da solo, senza partiti alle spalle, presentandosi così. Inizia la maratona più bella, quella verso il futuro di Padova. E così dunque ufficializzata la candidatura, Francesco Beghin, Sergio Giordani, poi insomma vedremo se verranno fuori altri nomi, ma insomma di fatto questa è la battaglia tra il centrodestra e il centrosinistra che noi ovviamente seguiremo come siamo sempre soliti fare. Io ringrazio in regia Tony Esposito, Mattia Pizzaia per questa puntata di prima edizione, vi rimando ai nostri notiziari a partire dalle 18:30 con il TG del Veneto e gli altri notiziari a seguire e vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.